Abbiamo raccolto molto materiale, qualsiasi, dai farmaci anche agli omogeneizzati. La gente è stata molto disponibile e soprattutto disponibile nei sorrisi. Il bilancio dopo una settimana di raccolte è più che positivo e a certificarlo è uno dei tanti volontari mobilitati, Enzo Andretta, presidente della consulta delle associazioni combattentistiche di Treviso. In uniforme ha presidiato tra le altre anche la farmacia di Castagnole di Paese, tra i punti della catena di solidarietà promossa a livello nazionale dalla Fondazione Francesca Rava e supportata sul territorio anche dall'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi di Mirella Tuzzato. La povertà sanitaria tra le famiglie e i bimbi è più radicata di quello che possa sembrare. Ci sono molte famiglie che fanno fatica, infatti noi come farmacisti cerchiamo di offrire il massimo dell'offerta, dal prodotto anche che costa un po' meno o con gli sconti, per andare incontro anche a famiglie che hanno difficoltà, perché oggi molte piccole patologie si curano con l'automedicazione e quindi alcuni devono rinunciare anche a una vitamina o a qualcosa di cui avrebbero bisogno, e quindi è un'ottima iniziativa, perché è sempre la famosa persona della porta accanto, bisogna sempre saper guardare oltre se stessi anche al di là e immaginarsi e sapere, se non lo sai, che ci sono persone che non sono fortunate come noi. Anche nel nostro tessuto sociale. Ci sono degli enti che raccoglieranno il tutto e poi divideranno in base alle richieste e le esigenze che hanno. Siete pronti per il prossimo anno? Noi siamo sempre pronti quando ci viene chiesto il nostro contributo. Grazie. E si parte dal 15 al 22 novembre in farmacia per i bambini, Fondazione Rava. Noi come solito, come da anni, raccoglieremo questi farmaci grazie alle associazioni combattentistiche col suo presidente Enzo Andretta, e tutti i farmaci che raccoglieremo, che voi donerete, qualsiasi cosa per i bambini, verranno portati all'Emporio Solidale all'interno della provincia di Treviso. È un dono enorme che noi da anni cerchiamo veramente di supportare anche con la nostra partecipazione, però mancano sempre volontari. Per fortuna che ci sono queste associazioni che mi supportano, perché pensate, poi sabato c'è anche la colletta alimentare, ci sono le giornate per la sicurezza stradale, perciò pensate cosa parleremo questa mattina di tutto e di più, però era giusto farvi capire che se oggi andate nelle farmacie per una settimana fino al 22 novembre ci sarà questa raccolta e troverete all'interno o al mattino o al pomeriggio le associazioni combattentistiche con questi volontari che supportano l'Emporio Solidale dei Veneti Schiacciati dalla crisi. Presento subito gli ospiti. Abbiamo in presenza Roberto Fava, vice sindaco di Spresiano, ma anche vicepresidente della provincia di Treviso, che si dà veramente da fare anche per la sicurezza stradale e non solo. Grazie veramente, poi ci racconterà cosa succederà sabato a Spresiano. Grazie. Saluto anche Enzo Andretta, presidente associazioni combattentistiche, che è la persona che vi ho appena detto che sta cercando di supportarci, e non è cosa semplice, perché pensate 21 farmacie sono tantissime, però ce le meritiamo perché ce l'abbiamo veramente messa tutta. Guardate, voi non avete idea del lavoro che c'è sotto, e Fondazione Rava ci ha premiato. Saluto anche il dottor Camillo Burato, esperto in biomeccanica. Buongiorno, buongiorno dottor Burato, grazie anche a lei, perché parleremo anche di giovani, di biomeccanica, tante cose che non sappiamo, noi ogni mattina andiamo a scuola. Ma partirei proprio subito. Buongiorno a voi. Buongiorno professore, grazie. Allora, Andretta, presidente, cosa succederà da oggi, da questa mattina? Ecco, e perché questo supporto a questo Emporio Solidale per aiutare i bambini che vengono a prendere con la loro mamma la borsa della spesa, ma non solo, anche i farmaci che sono costosi e molti non ce la fanno. Prego, presidente. Beh, Mirella, noi riteniamo che sia un'operazione importante, soprattutto per chi ha bisogno, queste famiglie che sempre più notiamo che sono in difficoltà. Quindi abbiamo sposato questa vostra richiesta, abbiamo visto che l'anno precedente i risultati sono stati buoni e quindi ci mettiamo all'opera anche quest'anno. Anche noi come statuto prevede che le associazioni d'Arma siano inserite nelle operazioni di volontariato, e quindi eccoci a dare il nostro contributo.
Grazie sempre Presidente. Sentiamo anche cosa dice il vice sindaco Roberto Fava, vice sindaco di Spresiano e vicepresidente della provincia, perché pensate che l'Emporio Solidale di Treviso è l'unico emporio all'interno di un ente pubblico in Italia, perciò pensate che fiore all'occhiello alla provincia e soprattutto anche questo aiuto che cerchiamo di dare a queste famiglie in forte difficoltà, perché noi non abbiamo i barboni, abbiamo famiglie che anche con 2 stipendi non riescono più ad arrivare a fine mese. Questo è il finale, perché se vedete l'elenco delle famiglie che noi abbiamo, poi sapete che abbiamo la carta d'identità di tutte, che è il tesserino che abbiamo, là è scritto tutto, veramente fa riflettere. Allora, intanto parliamo appunto di questo emporio solidale, visto che lei è anche vicepresidente della provincia. Prego. Intanto i complimenti grandissimi alle associazioni combattentistiche che io ricordo, perché tutti ce le abbiamo nel nostro territorio, sono veramente sempre pronte a dare una mano. Insomma, gli alpini sono l'emblema forse massimo, no, della solidarietà e dell'aiuto. Che faranno la colletta alimentare. Certo, poi c'è anche questo, però tutte le associazioni combattentistiche, io vedo anche nel mio comune, non sono solo pronte alle cerimonie commemorative, ma sono sempre pronte anche a collaborare per iniziative sociali, solidali e proprio per lo spirito che chi è stato rappresentante di un'arma si porta dentro, che è quello del servizio e dell'amore per la patria e per il territorio, lo manifestate costantemente, insomma, per cui io devo veramente fare i complimenti per questa iniziativa, ma per tutto quello che fate in generale e in particolare, insomma, ecco, per iniziative come questa che sono fondamentali. Poi sì, è vero, a Sant'Artemio abbiamo questa realtà che secondo me qualifica anche la nostra provincia. La qualifica perché è vero, è l'unico esempio di ente pubblico che ha all'interno una struttura di questo tipo. In Italia, sì. Però questo è stato esclusivo merito tuo, perché sì, se non c'era la Mirella non ci sarebbe neanche... Ma forse più di Muraro, perché è stato il presidente Muraro che ha dato il tu nel senso che hai creato questa cosa, e il presidente Muraro quella volta quando siamo partiti con Sant'Artemio è stato... Che c'eri? Certo. C'ero ancora, non volevo più esserci, ma... L'ho detto io perché sennò lui non lo diceva, ma c'era. Ecco, e niente, quindi sì, certo, onore al presidente, ma il tuo lavoro è stato un lavoro straordinario. Tu non guardi in faccia chi è il povero che viene a chiedere aiuto, e io le vedo le persone. E quindi so quanto grande è il lavoro e il valore che date a questo aiuto. Le persone povere che hanno bisogno non hanno distinzioni. Io faccio anche l'assessore ai servizi sociali nel mio comune, ero al telefono col mio sindaco fino a un minuto prima di entrare in trasmissione per problemi che sono sul nostro territorio, problemi sempre di fragilità, di persone, di aiuto agli ultimi. Questo è quello che si fa nel proprio piccolo comune, e quello che tu fai poi a un livello più grande con la colletta alimentare, con l'aiuto alimentare, con l'aiuto che dai indistintamente alle persone che ne hanno bisogno, classificandole. Giustamente dici te, perché molto spesso purtroppo i cittadini hanno il timore che dietro ci sia anche qualche furbetto, no? Ma non succede, con Mirella e col lavoro che fai te non succede, questo posso garantirlo e testimoniarlo. Allora andiamo a vedere anche questo banco e cosa dice Mirella Tuzzato, la conoscete voi? Sentite cosa dice. Soprattutto serve latte, passata di pomodoro, non chiedono grandi cose. A loro la pasta, il riso, mangiano queste cose qua, pane. È quello che chiedono le tante famiglie che ogni mercoledì arrivano al Banco Solidale da anni nell'ex teatro del Sant'Artemio. Un'umanità in difficoltà, ma con tanta dignità nel chiedere aiuto a questa struttura che non lesina, soprattutto sulle richieste alimentari. L'appello che lancio: donate qualcosa a tutti, perché ne abbiamo veramente bisogno. Arriva sempre meno roba dai banchi nazionali,
pochissimo e noi invece abbiamo bisogno di dare delle borse dignitose, perciò basta poco, però fate quel gesto perché ne abbiamo veramente bisogno tutti. E il gesto è di pensare anche agli altri quando ci si trova davanti agli scaffali di un supermercato o tra i banchi del mercato. Magari ogni martedì, quando si va a fare la spesa, che noi abbiamo anche il mercato qui, invece di fare una sola borsa, chi può naturalmente, chi ha la possibilità di fare 2 borse e una portarla all'Emporio Solidale perché ne abbiamo veramente bisogno. Una spesa che sarà ricevuta con gioia dai volontari del Banco Solidale. Chiunque può venire in via Caldibreda 116, sede della provincia di Treviso, dove troverà i nostri volontari del Banco Solidale con apertura dalle 9 alle 16:30 continuato. Il martedì, tutti i martedì raccogliamo per poi distribuire il mercoledì. Abbiamo bisogno di generi alimentari, prodotti per la casa, igiene personale, tutte cose che costano purtroppo, però noi abbiamo bisogno. Perciò chi ha piacere di aiutare e di capire che veramente è un momento dove tutti dobbiamo stringerci per aiutare la comunità fragile, con questo gesto si può aiutare. Allora, avete sentito la Mirella che frase ha detto? Poca roba, perché si dice proprio così. Mamma mia che poca roba che se arriva. Mamma mia che tanta roba. Questo è quello che sentono i diversamente giovani, che sono quelli che quando facciamo le collette alimentari sono quelli che donano, perché sanno cosa vuol dire fame. Hanno provato la guerra. Pensate che delle volte addirittura vanno a casa perché magari non hanno i soldi per prendere qualcosa e ci portano quello che hanno a casa, ma in più un pacchetto di caffè, un po' di pasta. Sono i nostri diversamente giovani. Allora, parliamo di diversamente giovani anche col dottor Burato. Questi giovani invece, dottor Burato, che sono visti come fannulloni, che non hanno voglia di far niente, che hanno il cervello fuso. Non è così. Io li difendo, dottor Burato, perché sono bravi, creativi e purtroppo gli esempi negativi ogni volta superano quelli buoni. Però lei sa di cosa parla la Mirella? Di biomeccanica, loro sono molto intrigati da queste cose. Prego, dottor Burato. Buongiorno Mirella, e mi associo veramente al vice sindaco a fare i complimenti a Enzo Andretta e a lei, perché ho seguito e questa attività io poi mi interesso da sempre, da più di 25 anni, delle persone fragili. Soprattutto io mi sono concentrato sugli anziani. Voi vedete dietro un pannello di un libro che abbiamo fatto, approccio multidisciplinare con l'associazione dei pazienti reumatici e i pazienti diabetici. Abbiamo fatto Venezia, proprio mirato per migliorare la qualità di vita dei pazienti, non pazienti, di persone fragili, come ha detto lei. Quindi complimenti. Allora, io mi aggancio a questo aspetto. I giovani sono molto interessati alla biomeccanica, tutto quello che è high-tech. Basta parlare di questo, ancora nelle aziende, se tu vuoi assumere un giovane o gli proponi un'attività che abbia l'etichetta anche solo di qualcosa di alta tecnologia, già li vedi molto aperti, molto cose. Ma io mi lego nella biomeccanica e mi permetto, siccome è il tema principale di apertura, alle persone fragili e al cammino di queste persone. Troppo spesso, proprio per anche problemi sociali, queste persone sono sole, hanno difficoltà a comunicare e la cosa importante, il volontariato, quindi io penso spezzo una asticella anche dire, quindi bravissimi tutte le associazioni di combattentistiche, gli alpini ovviamente in primis, tutti quanti. Ricordiamoci che anche una cosa bellissima che ho visto fare che in giro e sarebbe bella, che
i giovani dedicassero un po' di tempo agli anziani. Perché gli anziani solo hanno bisogno di comunicare e portarli anche in giro. E qui mi leggo al discorso della biomeccanica. Voi sapete bene, si parla che oggi l'attività fisica è la prima medicina, no? Parlavamo farmacie, quindi parlavamo di farmaci, di integratori, ma ormai è certificato che per le patologie più importanti, croniche, quindi parliamo diabete, cardiovascolari, ma anche reumatiche, l'attività fisica è la prima medicina, perché mettendo in moto la pompa del muscolo, quindi irroriamo meglio tutto il corpo, irroriamo la nostra pompa centrale del cuore e soprattutto diamo nutrimento ai muscoli. Io do una raccomandazione che viene dal panel di specialisti che anche sabato scorso al Circolo del Marina di Venezia è stato focalizzato sul cammino, che le persone devono muoversi, devono tonificare la muscolatura, prevenire la sarcopenia, non solo l'obesità, ma anche la sarcopenia, perché i muscoli sono la nostra struttura, sono le nostre veramente pilastri che ci impediscono di cadere. Sappiamo benissimo quanto importante sia questo. Quindi il legame, quindi parlando di cammino, insegnare il cammino, portare in giro le persone anziane e stimolare noi stessi a fare quella famosa mezz'ora di attività fisica al giorno, anche se non intensa, direi che... Ripetiamo, dottor Burato, mezz'ora, non abbiamo detto 3 ore, mezz'ora basta al giorno, prego. Esatto, questo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha certificato proprio per tutti e non solo per gli anziani, ma per tutti quanti, vuol dire allontanare il medico, no? Perché siamo tutti vicini, ma nel senso prevenire. Almeno mezz'ora di camminata. Io ho una mia carissima amica, un professore di diabetologia di Roma, che dice sempre, dice: cara signora Mirella, mi raccomando, il cane non lo mandi fuori da suo nipote o suo marito, vada lei a accompagnarlo fuori, vada lei a accompagnare le amiche. E io dico un'altra cosa: passeggiate, ma ballo. Voi, a parte che oggi il Tai Chi, per esempio, di cui si parla molto... Dottor la fermo un secondo perché devo correre, perché la puntata è lunga ma anche corta, poi riprendiamo naturalmente anche col Tai Chi per sentire anche l'importanza, anche la provincia che sta cercando di dare anche coi ragazzini, coi bambini. Io vedo, perché essendo all'interno, quante cose fa il vicepresidente, non solo anche in provincia ma anche nel suo comune, per cercare anche di stimolare la comunità a muoversi, a conoscere, a capire. Prego Fava. Allora, intanto avevo un po' di spunti da quello che diceva il dottore. Sì, sui giovani soprattutto. Io, è vero, in provincia facciamo un sacco di iniziative, poi magari anche quelle legate al tema degli incidenti stradali, che secondo me sono proprio fondamentali. Però una cosa che mi viene in mente dei giovani: tu hai detto sono una grandissima risorsa, non è vero che sono, come dire, addormentati, eccetera. È vero, oggi i giovani hanno una capacità di arrivare molto più grande di quella che avevo io quando ero giovane. Una cosa su cui dobbiamo educarli invece di più è la socialità, perché questa società li ha portati a interiorizzare tutto, ma anche noi adulti. Il Covid poi è stato proprio il dramma da quel punto di vista lì. Tutti ci siamo un po' ritirati noi stessi, pensiamo a noi e pensiamo poco agli altri. E quindi i giovani, se devo dire un lavoro sul quale dovremmo fare tutti per migliorare anche la loro vita, è quello di abituarli un po' di più alla socialità, cioè anche alle attività che tu sei ogni giorno, di cui tu sei ogni giorno testimone, quella dell'aiuto e del bisogno verso il prossimo, cosa che magari non sempre vedono, perché noi li abbiamo abituati più a pensare a se stessi. Quindi da quel punto di vista lì
mi veniva lo spunto mentre parlava il dottore su questo tema. Ed è uno spunto molto importante. Allora andiamo a vedere invece, visto che abbiamo parlato anche di sicurezza stradale, perché questo fine settimana, domenica è la giornata internazionale della sicurezza stradale, perciò si parte già da venerdì, sabato, domenica a parlare di sicurezza stradale. Qui vediamo la locandina Fava, comune di Spregiano. Cosa succederà sabato a Spregiano? Beh, allora io intanto porto avanti un progetto provinciale di cui magari poi parliamo e per cui mi sento sempre nel dovere di stimolare iniziative di questo tipo. Noi da 3 anni che abbiamo come nostra, come dire, messaggio, abbiamo esposto degli striscioni proprio con dei messaggi chiari, tipo se bevi non guidi, tipo attento alla strada e non al cellulare, cioè messaggi di 3 parole che uno passando in Pontebana, sono 22.000 auto al giorno che attraversano Spresiano sulla Pontebana, per cui il messaggio arriva a 22.000 automobilisti ogni giorno e ce ne sono 2 piazzati, uno a Spresiano, uno a Visnadello, con 4 messaggi diversi da un lato all'altro, e sono un monito costante, no, per ricordarsi che quando siamo in strada dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo e quindi dobbiamo pensare a guidare e non ad altre cose. E poi in più sabato inaugureremo una panchina bianca che è il simbolo delle morti sulla strada, è un ricordo delle vittime. Domenica è la giornata mondiale delle vittime da incidente stradale e ogni anno questa ricorrenza un po' in tutta la provincia ha una serie di iniziative molto legate anche alle associazioni dei genitori, purtroppo, perché l'unica cosa positiva, se vogliamo, da una tragedia può essere che scaturisce una forza in più propulsiva perché non succedano degli altri incidenti. Per cui le associazioni delle vittime o comunque le testimonianze di genitori che hanno perso figli o che, non so, per esempio il mio amico Furlan che è rimasto tetraplegico in carrozzina, è una testimonianza vivente, insomma, di che cosa purtroppo può succedere circolando per strada. Quindi faremo sabato questa inaugurazione della panchina bianca, installeremo questi striscioni che saranno messi il mattino e come lo scorso anno entreremo nella Pontebana fermandola per qualche minuto a testimonianza del fatto che fermare un'arteria stradale così importante è un simbolo, un piccolo messaggio di quanto dobbiamo essere attenti, perché la luce e i riflettori sugli incidenti stradali devono essere accesi costantemente, purtroppo. Allora, in questa giornata di sabato, come ha detto il vice sindaco, ci sarà anche la raccolta di firme per l'airbag obbligatorio nelle motociclette. Vorrei sentire un po' cosa ne pensa anche il dottor Burato, dove ci saranno questi genitori, pensate, perché l'idea è venuta da questi genitori, io faccio da supporto perché legalmente la mia associazione è quella che può presentare poi le firme in Europa, perciò nei fogli è scritto Veneti scacciati dalla crisi, ma perché siamo quelli più idonei, quelli più preparati per portare queste firme in Europa, ma i protagonisti sono i genitori che nonostante questa perdita immane si sono rimboccati le maniche e cercano di fare qualcosa, visto che la tecnologia, e qua lo dico al dottor Burato, lo permette, perché questo airbag c'è, purtroppo costa, non tutti hanno la possibilità di prenderlo perché è una spesa anche importante. Beh, noi vogliamo che diventi obbligatorio con l'aiuto dell'Europa, però andiamo a sentire cosa dicono questi genitori di Pavan, questo ragazzo che è morto, questo Davide che è morto proprio in motocicletta perché qualcuno non ha rispettato la strada. Andiamo a sentire cosa dicono. Ciao a tutti, è una domenica speciale questa, domenica 10 novembre, per raccogliere le firme perché l'airbag diventi obbligatorio nelle motociclette. Siamo arrivati qui a Montebelluna, ci sono tante associazioni, stanno iniziando a prepararsi per questa raccolta importantissima. Oggi tutti per uno per tutti, ma per salvare le vite. Non si può morire a 10, a 15, a 20, a 50, a 70 perché non si riesce a avere la tecnologia che protegge. Questo non è ammissibile. Faremo questa raccolta firme assieme a tanti genitori, saremo in prima fila con Andrea Dan, questo papà
papà che ha perso l'adorata Emanuela e da quel momento ha deciso di rimboccarsi le maniche. Ma non solo lui, tante famiglie, tanti genitori veramente per cercare di far capire alla politica che deve battere un pugno. Questa tecnologia c'è, non può essere che chi ha soldi può proteggersi e chi non ha soldi non può proteggersi. Allora ci spostiamo, andiamo ad incontrare questi genitori, eccoli qua. Questa mamma e questo papà che, come vedete dalle immagini, hanno perso il loro adorato figlio. Allora, prego. Io sono Vederago Barbara, lui è Pavan Claudio. Siamo i genitori di Davide Pavan, morto in un incidente 2 anni e mezzo fa. È stato travolto da un poliziotto ubriaco e da quel momento là non abbiamo più pace. Cerchiamo qualsiasi modo per poterlo ricordare e per evitare che succedano ancora questi incidenti. Sono il papà di Davide Pavan, sono Claudio e queste cose non devono succedere più. Allora, dottor Buratto, quello che traspare è che abbiamo una tecnologia che ci permetterebbe anche di essere più in sicurezza. Però tutto ha un prezzo, in Italia specialmente, se hai tanti soldi puoi permetterti tutto, puoi salvarti anche la vita. Se non li hai è un problema tuo. Cosa ne pensa di questa iniziativa di questi genitori, perché sono loro i protagonisti, di dire ma come se c'è questo airbag che può proteggerti, ma come se il casco giallo si vede, perché dobbiamo mettere il casco nero, grigio per un business che non si sa poi come funzioni, perché quello che si vede è il casco giallo. Cosa ne pensa di questa iniziativa di questi genitori, ma accolta veramente a braccia aperte da tutta la comunità, giovani, meno giovani? Prego. Un po' tutti abbiamo pagato con degli amici o dei familiari che non ci sono più. Ecco. E quindi non si può parlare di fare economia sulla salute, questa è la cosa peggiore. Io sono genitore, ho dei figli, 3 figli, il più piccolo ha 23 anni e anche ieri sta a noi, questi genitori che ha fatto vedere sono troppo bravi, ma anche noi che fortunatamente non l'abbiamo pagato, dobbiamo continuare a educare, perché la prima educazione viene da noi, da casa, e anche ieri a dire mio figlio, ero in macchina con lui, stai attento. Parlando invece tecnologicamente, allora, perché costano cari questi airbag? Per la tecnologia, ma anche perché se ne vendono ancora troppo pochi. Noi abbiamo la fortuna, abbiamo un fiore all'occhiello, abbiamo le aziende qui del Veneto, come la Dainese, che sono stati i primi al mondo a creare gli airbag per motociclisti. Ok, e questo è importantissimo, abbiamo 2 aziende che sono fortissime e questo, però ne vendono pochi. Ancora, se noi riuscissimo a portare avanti, trovo un'iniziativa stupenda e dimostrato che funzionano. Lei parlava di banalità, i colori. Sono colori, se non dire tutto il casco, ma mettere una striscia obbligatoria, come noi se andiamo, abbiamo un problema all'auto, ci ha obbligato a mettere dei giacchini, in ogni macchina ci sono questi giacchini arancioni e compagnia. Quindi trovo che sia doveroso, trovo che sia... se usano il giallo. Prego, dottor Buratto. Ecco, trovo che sia fondamentale, se noi riuscissimo a fare un'azione forte, magari anche mi rivolgo al vicepresidente della provincia di Treviso, che è più dentro di me della politica, ma farci promotori anche noi come veneti di un'iniziativa parlamentare, cioè le economie di scala fanno cadere immediatamente il costo anche del prodotto. Guardi, dottor Buratto, io non so come ringraziarla per quello che ha detto, perché lei ci sta dando un supporto importantissimo, perché ci sta dicendo che si può fare, basta fare squadra, basta unirsi per un bene comune, che qual è? La salvezza delle persone. Chi può dire di no a questa cosa? Ecco, noi abbiamo già bussato in Europa, dottor Buratto, per far capire che ci stiamo arrivando. Giustamente l'Europa ci risponde, i parlamentari, abbiamo bisogno
bisogno di numeri, perché i numeri non c'è niente da fare, sono quelli che servono alla politica per far sì e per andare avanti, e noi raccoglieremo queste firme, ci stiamo attivando e sono firme molto importanti. Prego, quello che volevo sentire anche da Enzo Andretta è: lei ci accompagna in tante manifestazioni dove lei ha conosciuto questi genitori, li ha visti a Villa Margherita, all'ippodromo di Sant'Artemio, in altre ville che siamo andati proprio per promuovere la sicurezza. Cosa nota, ecco, lei da questa parte? Come li vede questi genitori che veramente, nonostante questi dolori, riescono a dire facciamo qualcosa anche per altri genitori, che non succeda più? Prego. Beh, sicuramente hanno una carica molto forte e vogliono dare un esempio, dare un insegnamento a questi giovani e a queste famiglie che la vita è importante. Un giovane non può morire su un incidente stradale a 15, 18, 20 anni. Non possiamo in questi anni arrivare a queste morti così giovani. Quindi importante che ci siano queste iniziative, queste raccolte di firme, perché sempre più vediamo che o per sbadattaggine o per imprudenza o perché si beve o perché si fa uso magari di stupefacenti, queste persone non sono in grado di controllare la velocità e creano incidenti. Allora andiamo a sentire anche cosa dice questo ragazzo, questo motociclista, è uno che va per la maggiore nei giovani, Just, che si chiama Filippo Freestyle. Sentiamo cosa dice Filippo, detto Just. Guardate che sorpresa questa mattina che è venuto a salutarci, presentati! Ciao a tutti, sono Filippo, sono un ex atleta di freestyle, ho da sempre avuto a cuore l'argomento della sicurezza nelle strade, soprattutto per i giovani che sempre presto si approcciano alla strada e a tutti i suoi pericoli. Credo che giornate come queste siano importanti per far passare il messaggio che si può andare in strada in maniera sicura e ci siano tutte le opzioni per riuscire a farlo anche in giovane età. Ad oggi, da quello che so, dovrebbe essere obbligatoria solo il casco, che mi sembra essere una legge un po' antiquata dato il traffico odierno, la quantità di macchine e di mezzi che circolano per strada, e si potrebbe pensare magari a rinnovare un po' questa norma di legge con qualcosa di un po' più importante proprio a livello fisico. Può bastare già un paraschiena o qualche predisposizione per permettere di avere della sicurezza aggiuntiva che non serve a far sfigurare i ragazzi che tanto ci tengono all'abbigliamento, sa. Si può andare a essere sicuri, anche carini, così si fa anche bella figura in piazza come oggi. E anche tu oggi firmerai assieme al sindaco, agli assessori? Io spero di essere il primo a firmare, perché ci tengo molto a questa causa, soprattutto ci tengo alla storia di Davide, che da sempre mi è stata vicina e mi ha fatto un po' male quello che è successo, sa. Sempre ogni anno si leggono di ragazzi sempre più giovani che ci lasciano e è brutto perché è sbagliato e si può, facendo anche poco, un po' più di attenzione, riuscire a portare delle differenze significative. Grazie infinite. Allora sentiamo anche questi ragazzi cosa ne pensano. Vieni qua, venite ragazzi. È importante sentire la vostra voce. Allora, tu sei? Alberto. Alberto, cosa ne pensi di questa iniziativa? Allora, l'iniziativa è molto bella, secondo me, anche per avere un po' più di significato anche in sé. Bisogna sapere avere testa quando si va in strada, assolutamente, e non fare, passatemi la parola, i coglioni. Perciò firmerai questa petizione? Assolutamente sì, anche io. Grazie Alberto. Siamo con? Matteo. Matteo, tu cosa ne pensi? Quello che hai sentito anche da Just che ha detto? Sono dalla sua parte e penso che sia giusto quello che ha detto, quindi sì, sono con lui verso quello che ha detto. Perciò sei d'accordo anche a fare questa raccolta di firme per la sicurezza? Sì. Grazie Matteo, grazie. Certo che farli parlare che vuole la Mirella è una roba grande, però poi se li prendi per mano, e lo dico anche al dottor Burato, forse li portiamo anche a fare dei percorsi, però bisogna andarli a prendere, dottor Burato, perché da soli non arriveranno. Prego, vorrei
Mirella, volevo solo ricordare, io essendo senior, mi ricordo che essendo appassionato di viaggi, quando avevo 23 anni ho voluto a fare un giro con un amico, siamo andati nel nord Europa. Questo era un partito di macchine e mi ha imposto di mettere gli specchietti laterali e le cinture di sicurezza. Beh, io sono stato multato perché gli specchietti esterni non erano omologati. Quindi, ecco, si dice, ecco, cosa ho sentito? Allora, per via di omologazioni qua c'è un discorso con dei punti di domanda, mamma mia. Allora, Roberto Fava, questi ragazzi che veramente dobbiamo andarli a prendere per mano, accompagnarli, quello che fa anche il vicepresidente in provincia, guarda, io ne vedo tantissimi veramente, perché puntiamo là e loro ci sono, però poi quando escono, io non guardo quando entro, io guardo quando escono, sono proprio stati così intrigati, si ricordano di quello che hanno sentito, di quello che è stato spiegato, oppure bisogna intrigarli in maniera diversa, provando loro, e lei sa benissimo di cosa parlo, con questi simulatori che abbiamo la fortuna di avere ma che nessuno porta. L'unica che ha pagato è Mirella, lo dico grazie a voi che li ha portati a Villa Margherita, ma quelli veramente che sono tosti, per far capire che quando sei all'interno di una macchina è una bomba e non si scherza. Ecco, ma perché non si trovano i soldi per portare anche questi simulatori proprio dove i ragazzi possono capire cosa vuol dire cozzare 50 all'ora contro un corpo contundente, cosa vuol dire avere le cinture allacciate, essere capovolto nella macchina, non saper uscire, perché questo è quello che abbiamo portato a Villa Margherita, che c'era anche Roberto Fava, perché ci sono i costi. Ecco là la domanda. Allora, l'airbag costa tanto, ma il dottor Burato spiega, se ne vendiamo tanti non costano più tanto. Abbiamo i simulatori, ma costano troppo andarli a prendere e portarli, perché i bilanci sono sempre a secco quasi. Ma stiamo parlando delle vite umane o stiamo parlando di qualche business? Prego Fava. Beh, allora, adesso ti racconto quello che è il progetto del tavolo di sicurezza stradale che è in provincia, perché insomma è proprio tutto nella direzione in cui hai detto te. Il tavolo è nato per dimostrare l'unione delle istituzioni ed è nato dalla provincia, che rappresenta ovviamente tutti i comuni, quindi tutte le amministrazioni pubbliche, dall'azienda ULS, quindi l'aspetto sociosanitario del problema, e dalla prefettura, che rappresenta le forze dell'ordine. Questi tre soggetti si sono messi a un tavolo e creando questo progetto che si chiama Tavolo Sicurezza Stradale, che si distingue in 4 sottoprogetti. Io ti parlo soprattutto del terzo, che è quello dell'educazione. In quel sottoprogetto abbiamo ideato dei format educativi che vanno a tutte le fasce d'età, partendo veramente dalla scuola dell'infanzia fino agli over 65, e poi qui spiegheremo anche perché è così importante. Quindi dei format educativi, infanzia, elementari, medie, superiori e over 65. In particolare alle scuole superiori la provincia fa da tanti anni delle lezioni. Pensa, l'anno scorso abbiamo toccato 5.500 studenti in 35 lezioni fatte in auditorium, per esempio, con 7 classi di istituti diversi, ma andando soprattutto dentro gli istituti direttamente, col professor Biscaro, che tu conosci bene. E in questi momenti educativi veramente si capisce che i ragazzi hanno bisogno di sentirsi, però è anche il modo con cui ti approcci a loro. Per esempio, io quando ci vado a fare un saluto, insomma, e dire che la provincia sta facendo queste azioni per loro e perché siano sempre più consapevoli dei rischi che si corrono andando per strada, dico sempre: ragazzi, siete voi i primi testimoni della sicurezza stradale, perché io sono di una generazione nella quale non si usavano neanche le cinture di sicurezza nella macchina. Oggi sono obbligatorie anche nel sedile posteriore, quindi quando andate a casa dite ai vostri genitori che tanto il telefono non si usa, e voi lo avete capito meglio di noi adulti che invece siamo distratti, che quando saliamo nel sedile posteriore dobbiamo metterci la cintura, perché io stesso non ce l'ho come abitudine, no? E invece, quindi voi che per esempio sapete che quando si monta alla guida non si deve aver bevuto neanche un bicchiere di birra. Fermo, perché se no mi fucilano, perché devo andare in pubblicità.
siamo appunto ormai in chiusura, so che anche Roberto Fava deve andare perché ha una riunione importante, io rivedrei anche la locandina, però prima vorrei sentire cosa dice, visto che collabora anche con Lazzi, il vicepresidente della provincia, cosa dice invece chi collabora con Lazzi per la guida sicura, Gigi Pirollo. Sentite cosa dice Gigi Pirollo. Sono Gigi Pirollo, io come professione sono pilota di rally, copilota di rally, ma seguo molto, ci tengo moltissimo al discorso dell'airbag sulle moto, perché è fondamentale questo per salvare un po' le vite. Il problema che abbiamo visto comunque è che pochi sanno guidare, cioè la sicurezza è data anche da come uno guida. Purtroppo guidano malissimo, non rispettano quello che sono i codici della strada, superano a destra, si impennano. E in più una cosa che ho notato, perché è da anni che guardo queste cose, il casco non viene mai allacciato, è sempre non chiuso bene. E purtroppo abbiamo visto che tantissimi incidenti sono dovuti, e la mortalità è dovuta anche a quello. Quello che raccomando a tutti è di essere coscienti di quando si va in moto, perché non siete solo voi che correte sulla strada, ma ci sono tanti altri. Stessa cosa vale per gli automobilisti, attenzione, non è solo le moto. Comunque l'airbag avete visto che non solo sulle moto, ma è stato chiesto anche e verrà messo anche sugli sci, quindi vuol dire che questo progetto dell'airbag sulle moto secondo me prenderà piede. Volevo dirvi anche, mi ero dimenticato, firmate, io sono venuto apposta a firmare. Allora abbiamo sentito, e tante volte è stato ospite da noi Gigi Pirollo, che c'era anche domenica, il quale dice non sanno guidare, non sanno adoperare l'acceleratore, non sanno adoperare lo sterzo, bisogna fare più guide, anche perché è inutile parlare di motori, tanto se si ferma a macchina, non sei che ti alzi il cofano e ti metti a posto, perché siamo nel 2024, perciò guida sicura. Allora come ci lascia e cosa vuole dire Roberto Fava? Quello che è il messaggio che ogni volta si dà parlando di incidentalità stradale è quello dell'aumento della consapevolezza. Ci sono dati che adesso non abbiamo il tempo di analizzare sugli incidenti che testimoniano come purtroppo il 60% degli incidenti avvengono per motivi che sono probabilmente legati alla distrazione. Per cui il messaggio da dare a chi sta in strada è sempre quello: quando siamo in strada dobbiamo solo pensare a guidare, essere consapevoli del rischio che si ha quando si circola. È come avere una pistola in mano: se tu non sei capace di fare attenzione, purtroppo puoi usarla come un'arma. Quindi questo è il messaggio fondamentale da dare. Poi per arrivare a questo risultato di crescita di consapevolezza sì, c'è tutto un lavoro enorme da fare. Questo progetto del tavolo provinciale, che ripeto unisce le istituzioni ma fa anche attività molto concrete, perché parlando per esempio di dimostrazioni di incidenti abbiamo fatto non più di 20 giorni fa, un mese fa, al Sant'Artemio, sponsorizzata, perché anche lì la ricerca di soldi è vero, bisogna farla. Noi abbiamo portato le assicurazioni al tavolo, oggi abbiamo fatto un protocollo dove le assicurazioni sponsorizzano delle attività pratiche. In quell'occasione c'è stata una banca che ha finanziato un'attività di dimostrazione di incidenti pratici, quindi avevamo la federazione motociclistica che è venuta e ha simulato incidenti con moto, scooter, auto e addirittura con mezzi più grossi, ma simulazioni di incidenti veri dove i ragazzi erano presenti, 300 studenti. Mi ricordo che è stata fatta vicino all'Emporio Solidale. Proprio lì di fronte sulla strada lì, mettendola in sicurezza ovviamente, con la presenza di tutte le forze dell'ordine, il Vigile del Fuoco, il SUEM che ha dimostrato anche poi per fare i soccorsi. Quindi questi 300 ragazzi hanno avuto una testimonianza diretta. Quindi quello che dobbiamo fare per aumentare la consapevolezza è lavorare a livello di insegnamento e anche a livello di attività pratiche vere e proprie. Abbiamo Paolo da Montagnana, poi salutiamo Roberto Fava.
Niente, è caduta la linea, ma devo far parlare anche gli ospiti. Vediamo Paolo se la riprendi. Allora noi salutiamo tantissimo Roberto Fava, ci vedremo soprattutto tantissimo sabato. Certo, ecco, venite tutti a Spresiano a firmare, precisamente a Visnadello, mi sembra. A Visnadello, di fronte alla chiesa, lungo la Pontebana, c'è il viale della chiesa, quindi non ci sono problemi né di parcheggiare né di sostare. Venite a firmare questa petizione, che è solo all'inizio, perché magari andremo adesso avanti. Costruiremo un percorso per ampliarla. Allora noi lasciamo Roberto Fava, andiamo a vedere invece il piede anziano junior e poi lo commentiamo con il dottor Camillo Buratto. Fisiologicamente la deambulazione subisce delle modifiche con l'avanzare dell'età, in particolar modo dopo 60 anni si comincia a camminare più lentamente con il passo più basso. Tuttavia questo non rientra in un quadro patologico. Nelle persone over 60 anni bisogna fare attenzione a che cosa? Alle comorbidità di cui possono eventualmente soffrire questi pazienti, di varia natura, anche ad esempio le problematiche a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, l'artrosi degli arti inferiori, le deformità del piede come ad esempio l'alluce valgo, oppure il platismo e il cavismo plantare, che a questa età può comportare delle conseguenze estremamente rilevanti. Quindi, oltre a fare una valutazione globale di queste persone, è importante prendere anche l'aspetto e valutare l'aspetto del piede, perché possono essere necessarie ad esempio delle ortesi plantari dopo aver eseguito alcuni esami importanti, come ad esempio la baropotometria, che ci fa vedere come il paziente appoggia a terra e qual è la distribuzione del carico nella fase statica o nella fase dinamica. Quindi attenzione, valutazione, test specifici, eventualmente utilizzo di dispositivi specifici come ad esempio le ortesi plantari. Abbiamo in linea Rinaldo, è caduto Paolo ma l'ha presa Rinaldo, sentiamo Rinaldo. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ho sentito tutta la trasmissione che hai fatto, una roba bellissima, speciale, che serve, però tutte queste robe che c'è da fare, non vado ad aspettare tanto. Tutti questi problemi che sono utili per la popolazione, per i genitori, per tutti, perché è una roba che tocca a tutti, perché tutti siamo fiori, nervosi e siamo soggetti a questi incidenti. Bisogna dargli una soluzione immediata, non aspettare firme e questo e questo. E le robe giuste e bisogna farle. Non si vada in cerca di una roba che serve. Bisogna farla e basta. Se proprio, anche la politica, cosa fai? Cosa c'entra? Mette a posto la povera gente. Ma porca miseria, se ha al Senato, capisce perché non sei perché sei bravi o perché vi piace, e fa sempre la grana. E siccome che tutto funziona con i soldi, non è giusto che la povera gente sia sempre sottomessa nella cura delle medicine, anche a quello di andare in cerca, è giustissimo, è raccolta per i putei, è una roba sacrosanta da fare, se io da imporla, va bene, però non è giusto che un puteo piccolo, perché non ha di soldi, non viene a curare, e abbia bisogno della carità degli altri. È vergognoso. Te sono Rinaldo, grazie Rinaldo, vado avanti perché sono in chiusura. Mirella, e grazie, mi dispiace Paolo, provo a vedere se riesci a richiamare perché non so com'è questa mattina, purtroppo siamo in tanti, ma è giusto anche capire cosa succede. Allora dottor Buratto, abbiamo visto invece questo piede importante, che è una cosa che riguarda tanti di noi e soprattutto che c'è la possibilità anche di camminare bene. Prego dottor Buratto. Mirella, se mi permetti, faccio prima un flash di commento a Fava. Avrei un'idea. Mi sono dato nella pausa a vedere nel web. Bene, l'airbag costa molto, ma già come diceva Jack, come il mio amico Pirollo diceva, si può andare per gradi. Oggi ci sono i paraschiena da moto e sono andato a vedere nel web. Fanno da 49 euro 70, 130. Quindi con 50 euro un invito ai nonni
che ne abbiamo sentito uno, ai genitori a regalare per Natale, invece di altre cose, il telefonino di ultima generazione, pensare a investire almeno 50 euro che fanno anche più fighi, perché sono simili a quelli dei piloti che fanno il MotoGP. Chiuso, e no, questo fermo è... allora, dottor Burato. C'è un però, dottor Burato, che siamo in Italia e ognuno si fa le proprie regole. Allora, se la cosa non è obbligatoria, chi se ne frega? Anche le cinture sono obbligatorie nei sedili posteriori. Mi dice chi si mette le cinture di sicurezza nei sedili delle macchine dietro? Io non vedo nessuno. Allora, capisce perché puntiamo sull'obbligatorietà? Perché è l'unica arma che abbiamo. Perché tu la puoi regalare, ma chi se ne frega, ce l'ho ma non la metto. È come il caschetto nell'edilizia. Anche ieri io vedevo gli senza caschetto ed è obbligatorio e ce l'hanno perché e gli ho detto a uno: scusa, ma se ce l'hai, ma perché non lo metti? Cioè, capisce perché puntiamo all'obbligatorietà, dottor Burato? Adesso torniamo al piede, prego. Benissimo, e concordo. Allora, il piede, Leonardo da Vinci l'aveva definito uno degli organi più completi e più complessi anche. È quello che con peso di 6 kg rispetto al corpo umano mantiene in statica e in dinamica il corpo. Fondamentale curarlo di più. E curare, parlando delle persone senior, ma come diceva il professor Bernetti prima, ci sono gli senior che partono dai 65 e vanno in su, ma lui parlava da 65 già a 75 e poi da 75 in su. Già subito noi vediamo che c'è un problema di cadute. Solo il 15% dei 65-70enni, oltre il 40% dichiarano di cadere più volte all'anno degli over 75. Cosa possiamo fare? Allora, possiamo intervenire con delle semplici attività di mobilità articolare che possiamo fare a casa tranquillamente o sotto la guida, quindi mobilità delle caviglie, muoverle perché sono il nostro giunto, il collegamento tra tutto il corpo e il terreno. Dobbiamo supportare i piedi e come possiamo fare, a parte gli esercizi e la riabilitazione, ho parlato prima che il ballo anche, o anziché oggi è molto interessante Tai Chi perché dà equilibrio, ma noi abbiamo a disposizione dei plantari, possiamo dare cosa sono i plantari? Sono delle ortesi, sono gli strumenti che riproducono l'anatomia del piede. Il piede non è piatto, ha un arco e quindi più appoggiamo a terra il piede e non solo alcuni punti, meno avremo stress, meno dolori. Lei pensi che a ogni passo noi scarichiamo a terra dai 150 ai 300 newton, quindi sono chili che mandano a terra e purtroppo ritornano sulla parte sovrasegmentare a ogni passo. Appoggiamo e ci ritorno la caviglia, fermo, dottor Burato, che voglio far vedere anche il piede senior, perché prima abbiamo visto gli junior, adesso vediamo il senior, così lo commentiamo, andiamo a vedere. Il 40% delle persone over 75 anni nel mondo casca almeno una volta all'anno. Bisogna identificare quali sono i fattori di rischio per queste cadute, fare dei test di performance, valutare queste persone da un punto di vista multidisciplinare e prescrivere un trattamento riabilitativo adeguato che includa l'esercizio terapeutico, la riedificazione dell'equilibrio, la rieducazione alla deambulazione e anche l'utilizzo di calzature, come ad esempio calzature che abbiano una suola brevettata che riduca il rischio di caduta, da utilizzare sia fuori il proprio domicilio che anche presso il proprio domicilio. Questo è un aspetto estremamente importante per proteggere gli anziani. Siamo davanti alla sede del Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa a Padova. Tra le varie sessioni si parlerà di un interessante argomento, ovvero il ruolo del piede e della deambulazione nelle persone anziane.
Naturalmente dobbiamo fare delle distinzioni, esistono anziani ed anziani. Oltre i 60 anni si è ancora effettivamente giovani, non ci sono grosse differenze rispetto alla popolazione under 60 nella deambulazione, se non che piano piano la deambulazione inizia a rallentare entro dei parametri che fino a un certo punto sono anche fisiologici. Tuttavia è stato stimato come a livello globale circa il 20-25% delle persone oltre i 60 anni abbiano almeno una caduta all'anno e questa percentuale sale notevolmente oltre i 70-75 anni, arrivando fino a circa il 40-45%. Naturalmente queste cadute possono essere di diversa entità e comportare problematiche di diversa natura. Possiamo andare da cadute banali con traumatismi lievi di scarso valore clinico fino a cadute molto più importanti con esiti fratturativi a carico degli arti inferiori, specialmente del femore, della colonna, piuttosto che traumi cranici. Quando ci troviamo di fronte una persona tra i 60 e i 70 anni, una cosa molto importante da valutare è la presenza di comorbidità, se ci sono delle patologie che possono compromettere ulteriormente la deambulazione, ad esempio il diabete, oppure fenomeni di crisi ipertensive, oppure crisi ipotensive, l'assunzione di farmaci come ad esempio gli ansiolitici. Un altro aspetto estremamente importante è poi come è dislocato l'arredamento dentro la propria abitazione. Infatti il principale luogo dove si cade è la propria abitazione, in particolar modo in cucina e anche in bagno, quindi fare attenzione ai dispositivi di arredamento che sono presenti nelle nostre case, tappeti, tappetini, fili di lampade, bisogna eliminarli perché in questi casi il rischio di caduta è estremamente importante. Se andiamo all'anziano vero, over 75, qui rigidità articolare, deformità alle dita ne rendono il cammino spesso difficoltoso. A questo punto dovremo focalizzarsi su prevenzione delle cadute e togliere il dolore alla deambulazione. Troppo spesso scarpe inadatte vengono prescritte o instabili, solo comode, o addirittura troppo grippanti che vanno a fare inciampare il paziente contro i tappeti chiamati killer. Nel trattamento ortesico per prevenire i dolorosi sfregamenti ci concentreremo su scarpe con tomaia automodellante. Per prevenire le cadute la tecnica ci viene in aiuto con scarpe con suole no slide. Prescrivere, indicare scarpe plantari per gli anziani ne migliora molto la qualità di vita. Nell'anziano le modificazioni biomeccaniche continuano a incrementarsi e poi si associano a una serie di fenomeni che possono aggravare ulteriormente la deambulazione e favorire il rischio di caduta. Parliamo ad esempio della sarcopenia, quindi la riduzione patologica della massa muscolare che può associarsi anche a una riduzione della funzionalità. Un paziente sedentario, un paziente che cammina poco, lentamente, oltre ad avere un aumentato rischio di caduta ha anche un aumentato rischio di mortalità, quindi implementare la capacità di deambulazione attraverso un intervento multidisciplinare è estremamente rilevante. Oltre all'esercizio terapeutico, alla rieducazione dell'equilibrio, alla rieducazione della deambulazione, è molto importante andare a valutare bene il piede di questi nostri pazienti. Perché? Perché esistono dei dispositivi, delle calzature adeguate e appropriate e anche con tecnologie brevettate che vanno a ridurre il rischio di caduta e quindi di conseguenza tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato fino adesso. Per valutare il rischio di caduta si possono somministrare delle scale di valutazione, come ad esempio la scala Pomadinetti, oppure possono essere utilizzate delle strumentazioni di analisi biomeccanica, come ad esempio quelle utilizzate nei laboratori di analisi del movimento, o ad oggi delle strumentazioni più semplici, i cosiddetti sensori inerziali, che permettono di fare cosa? Di fare quei test che abitualmente siamo abituati a fare, come il time up and go test o il 6 minute walking test, attraverso però un dispositivo che ci informa non solo della durata di questi test, ma anche poi un pochettino delle caratteristiche del passo, della deambulazione, la lunghezza, la larghezza, la capacità di mantenere l'equilibrio. Quindi test specifici, clinica, valutazione delle comorbidità e poi ovviamente intervento multimodale, multidisciplinare che includa anche la prescrizione di calzature adeguate. La protezione indicata sarà un plantare protettivo o su misura, una scarpa terapeutica che dovrà avere una suola biomeccanica timing rocker che mi tagli i picchi di pressione. Un focus dovrà essere fatto sull'attività fisica che dovrà essere adattata all'età e l'eventuale patologia o parapatologie a luce valgo, fasciti plantari, e il trattamento ortesico dovrà essere attento, un plantare protettivo e una suola timing rocker che in questo caso mi protegga molto e tagli i picchi di pressione.
Allora, penso che più di così non poteva dire e spiegare il dottor Burato. Come ci saluta, dottor Burato, perché sono proprio in chiusura, prego. Un invito, come prima l'ho fatto, ho detto camminiamo e camminiamo in maniera protetta. Anche qui, per i motivi economici, non occorre spendere cifre enormi. Con 50-60 euro ci prendiamo un plantare che ci ammortizza, ci toglie il dolore. Questo è importante, e delle scarpe adatte, ovviamente. Grazie, veramente grazie al dottor Camillo Burato, esperto in biomeccanica e non solo. Avete sentito che consigli preziosi, ogni mattina veniamo e andiamo a scuola a Sveglia Veneti e forse riusciamo anche a curarci meglio. Però, dottor Burato, mi dispiace, bisogna sempre soldi, sempre un problema di soldi, questa è la verità. Grazie, grazie Andretta, veloce, dove saremo questa mattina con la farmacie? Beh, questa mattina saremo in diverse farmacie con i vari nostri colleghi e, che dire, invitiamo il gentile pubblico di venirci a trovare nelle farmacie e donare quello che possono fare. Se non li troverete al mattino, li troverete al pomeriggio, perché gireranno tutte le farmacie questi preziosissimi volontari delle associazioni combattentistiche di Treviso col suo presidente Enzo Andretta. Grazie, grazie, pubblicità. Allora, nonno, cosa vuol dire per te questa giornata e il messaggio che stai cercando di dare con tutta la forza del tuo io? Che non siamo solo corpi, siamo anime, credetemi, siamo anime, siamo spiriti, il corpo è solo un mezzo. Nulla muore, noi siamo anime, abbiamo l'eternità, non dico altro, sto vivendo questa cosa incredibile. Basta. Grazie, grazie. Senti papà, cosa vuol dire per te l'abbraccio di queste mamme che sono loro che hanno voluto fare questa giornata, questa raccolta firme? Cosa vuol dire essere abbracciati da una mamma che sa cosa vuol dire questo dolore? C'è solo un genitore che ha provato queste emozioni, dopo ognuno interagisce in proprio modo. Non è facile comunque, anche perché è passato poco tempo, hai capito? E avere un papà così come il nonno di Kevin? Lo so, forse non è da tutti i giorni, ti dà spirito, vita e forza, dai. Okay. Si vola. Certo. Grazie, sai, un abbraccio da tutti quanti. A voi. Grazie. Un bacio da tutti quanti noi a questo papà, a questo nonno che vivono un momento drammatico, però riescono ad abbracciare la comunità, a metterci la faccia, a dire quanto grande è il dolore e manifestarlo in maniera diversa. Ecco, perché il nonno di Kevin mi ha detto: Mirella è qui con me, io sto ballando con lui, sto sorridendo con lui, perciò lui è qui, il corpo è solo una cosa, l'anima è un'altra. Ne parleremo questa mattina e veramente ringrazio con Mauro Calestrini, presidente Vespa World Club, Vespa Club Mondiale. Grazie veramente Calestrini di aver accettato l'invito, eccolo qua. Veramente grazie, e saluto anche veramente Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive CGIL Veneto. Grazie Margherita Grigolato di essere qui con noi. Però abbiamo iniziato con queste vespe, con questo raduno, con queste firme per mettere l'airbag obbligatorio nelle motociclette, perché non si può più morire, perché non c'è la possibilità di avere questo strumento importante. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Sentiamo cosa ne pensa Mauro Calestrini in merito proprio a questa raccolta di firme per mettere obbligatorio l'airbag ai motociclisti. Prego Calestrini. Intanto buongiorno Mirella, grazie per avermi invitata alla vostra trasmissione, saluto tutti gli ospiti e tutti gli ascoltatori. Questa iniziativa è molto significativa e importante. Io ero presente a Montebelluna, ho conosciuto la famiglia di Kevin, il papà, la mamma, il nonno, e sono stato il primo insieme al sindaco di Montebelluna a firmare l'iniziativa perché la ritengo basilare. Noi siamo un'associazione, in genere io parlo con le nazioni, quindi sono il presidente mondiale, ma l'Italia, che è un mio associato, ha 96.000 soci, quindi un esercito di vespisti, siamo 100.000.
e ho visto l'afflusso che c'è stato a firmare nella domenica con più di 1000 vespe, praticamente tutti hanno firmato. Questo qua è un qualcosa di veramente importante e significativo, che è un segnale che tutti noi vogliamo dare. La perdita di Kevin è qualcosa che è inaccettabile per noi, un nostro bambino, un nostro ragazzo. Io sono padre, ho dei figli della stessa età e anche loro girano in Vespa con me e con tutti noi, come tutti gli altri genitori che frequentano questo ambiente. L'essere protetti o almeno sperare che non avvenga mai quello che è successo al papà e alla mamma di Kevin, di ricevere una telefonata, è un qualcosa che nessuno di noi può neanche immaginare quello che hanno provato. Eppure devo ammirare questa famiglia perché li ho visti, li ho conosciuti. La mamma era qualcosa, non riuscivo a parlare con la mamma, mi metteva a piangere quando l'ho vista, e devo dire che ho veramente avuto l'onore di conoscerli e per me è stata una cosa importante, ma l'andare avanti vuol dire trovare delle soluzioni. Questa iniziativa è bellissima, io sono totalmente d'accordo e non mi fermo all'Italia, ma la vorrei portare in tutta l'Europa. L'iniziativa, l'idea di mettere obbligatorio l'airbag sui mezzi a 2 ruote. E adesso valuteremo in riunioni che andremo a fare a livello nazionale e non solo, di poter incominciare a parlare di questa iniziativa molto interessante. Allora, noi abbiamo già bussato in Europa, e glielo dico perché noi partiamo molto prima, nel senso che abbiamo capito che dovevamo andare oltre, andare in Europa. Abbiamo sentito anche dei parlamentari importanti anche del nostro territorio, i quali hanno accolto favorevolmente, ma come sa Calestrini ci vogliono i numeri, in politica servono i numeri e noi raccoglieremo questi numeri con le firme. Siamo in tanti, c'è anche l'associazione familiari vittime della strada a livello nazionale, la Giuseppina Cassaniti, che proprio ieri l'ho sentita, c'è Ciaramella in Campania che anche lui partirà con la raccolta, perciò siamo in tanti proprio per arrivare in Europa che stanno aspettando che arrivino questi numeri e queste firme per cercare di dare il là a questa importante legge di obbligatorietà dell'airbag ai motociclisti. Sentiamo anche cosa ne pensa la nostra Margherita Grigolato, come donna, come mamma, come persona. Questa cosa perché fa bene la comunità. Questo è interessante anche come ragionamento sindacale, e cioè una serie di incidenti in itinere, si dice, per andare al lavoro avvengono con i mezzi pubblici, nei mezzi, con le auto e con le moto soprattutto. Quindi ben venga questa iniziativa per proporre una legge a livello europeo per salvaguardare quindi più persone e quindi anche i lavoratori e le lavoratrici che vanno al posto di lavoro. Ce ne sono parecchi che muoiono nel tragitto casa-lavoro oppure nel tragitto lavoro-lavoro, perché molte lavoratrici e lavoratori si spostano con i propri mezzi e con i mezzi aziendali da un posto all'altro. Su 2 ruote è veramente più pericoloso, mi rendo conto, e quindi come dire, ben venga, ecco, insomma, come dire, farò anche pubblicità rispetto a questa raccolta di firme da mandare in Europa. Ecco, mandiamo anche la locandina, perché questa sera se ne parlerà in un convegno a Resana dove ci sarà appunto questa raccolta firme. Vediamo anche la locandina di Resana dove ci saranno i vespisti che ci aiuteranno a raccogliere queste firme, col sindaco Bosa che ci ha invitato e ha aperto il municipio. Eccola qua, questa sera alle 20:45 fermiamo la strada sulle strade a Resana e anche per la raccolta di queste firme. Ci stiamo muovendo, Calestrini, quello che è importante è però fare squadra, esserci. Io le manderò e ci metteremo in contatto anche a lei per raccogliere anche queste firme ulteriori, quelle che abbiamo già, ma servono veramente tante. Dobbiamo fare squadra, non c'è niente da fare. Giusto. Dobbiamo fare squadra, essere uniti, allora la politica risponderà. Prego Calestrini. Sì, questo qua ha detto le parole giuste, fare squadra, essere tutti uniti, perché diciamo che per ottenere qualcosa dalla politica ormai è chiaro, dobbiamo avere comunque dei grandi numeri da dimostrare che siamo uniti, siamo in tanti, la strada c'è, noi come associazionismo siamo uniti, adesso vedremo di coinvolgere anche altre associazioni come l'FMI, l'ASI e tutte le associazioni motociclistiche che possano essere di fianco a noi, quindi ingrandire il bacino degli utenti che utilizzano la moto, che parliamo di appassionati che normalmente la usano nel fine settimana ma anche durante la settimana per andare a lavoro, come diceva
la dottoressa, e quindi è un'unione delle due cose, sia il quotidiano che il lobby, ma bisogna essere sempre sul sicuro. Oggi i tempi sono cambiati, nel passato non è che era meno pericoloso, ma le autovetture erano guidate da persone che non avevano il cellulare in mano. Oggi è una cosa, purtroppo, un'usanza bruttissima che le persone guidano la macchina e guardano il cellulare, si guardano i social, si guardano il telefono, guardano tutto, e la distrazione principale è data da un telefonino in mano, e questo porta a rendere una motocicletta, uno scooter o una Vespa invisibile. Non la vedi perché tu sei occupato coi pensieri su cavolate, cose veramente leggere, pensando di essere una persona furba, poi alzi gli occhi e ti trovi un ragazzino davanti. Questo qua è il disastro che accade quotidianamente in tutta l'Italia. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. Saluto tutti i tuoi ospiti. Chiedo scusa a loro e anche a te se un attimo ti rubo poco tempo. Ti vorrei pregare, se possibile, più avanti, siccome ho sentito ieri sera della sentenza della Corte Costituzionale riguardante l'autonomia, io non ci ho capito granché. Una cosa però ho capito, che ci vuole sussidiarietà, e se non sbaglio sussidiarietà vuol dire che le regioni più ricche devono contribuire anche a quelle più povere, ci vuole un ecco. E siccome sarei curioso di sapere, se inviti qualche ospite che può dare qualche spiegazione, sarei curioso di sapere se anche le regioni a statuto speciale, cioè il Trentino, il Friuli, la Val d'Aosta, la Sicilia, la Val d'Aosta, eccetera, devono anche loro compartecipare, oppure se sono escluse, perché in fin dei conti queste regioni fanno sempre parte dell'Italia, sono sempre italiane, e perciò dovrebbero contribuire anche loro. Ecco, un tuo ospite che nella materia ci possa spiegare e anche dire se anche loro sono compartecipi di questo. Ti ringrazio e saluto tutti. Grazie Livio. Guarda, sentiamo intanto subito Margherita Grigolato, che di sicuro non è l'ultima della classe, che può dirti qualcosa in merito anche a quello che hai capito tu, a quello che si è sentito. Certo che è una cosa grande. Tu ascolti, uno dice che ha vinto, l'altro dice che ha perso. Sembra essere le elezioni. Da una parte qualcuno dice abbiamo vinto, si va avanti, siamo felici, dall'altra parte si dice bloccato tutto, non si va da nessuna parte. Margherita, vabbè, allora, speriamo. Io dai. ho capito parzialmente, perché non sono un'esperta in materia, perché qui ci vogliono veramente degli esperti. Inviteremo. Esatto, però vi dico che CGIL è stata una delle organizzazioni che più si è fatta carico di andare, diciamo, di dire che secondo noi l'autonomia differenziata è un male per tutto il paese, sia per le regioni ricche che per le regioni povere, e quindi noi abbiamo fatto una raccolta di firme che è stata quindi per un referendum abrogativo di tutta la legge. Adesso la Corte Costituzionale dice solo alcune parti, vedremo. I nostri referendum non sono ancora stati, sono stati presentati ma non approvati, perché bisogna vedere, appunto, alla luce di quello che ha detto la Corte Costituzionale rispetto ai quesiti che avevamo posto noi, se le cose si incrociano. Però devo dire che se ho capito bene, insomma, qualcuno deve ragionare, deve ripensare a come l'ha messa giù quella legge. Poi diranno che i giudici della Corte Costituzionale sono di sinistra. Io credo che il governo debba cominciare a ragionare su che cosa ha partorito e su quali potrebbero essere le risultanze alla luce di quello che ha detto la Corte Costituzionale, che non boccia tout court la legge, ma dice che è incostituzionale in alcuni punti, e qui è necessità anche per me di avere qualche esperto in materia. Però se lo dice la Corte Costituzionale, io, come dire, qualche domanda me la farei, ecco, da parte di qualcuno ovviamente che non è della CGIL.
Allora, Margherita Grigolato, io so però che dobbiamo parlare anche di una cosa molto importante questa mattina. Di cosa? Adesso mi ritrovo il volantino, ma è una cosa importante. Oggi è la giornata europea per la parità retributiva. Cosa vuol dire? Proprio oggi. Vuol dire che da tutta una serie di ragionamenti che hanno fatto in Europa, ma che ovviamente fa l'INPS piuttosto che l'INAIL e l'INAP, è come se le donne lavorassero gratis novembre e dicembre. In che senso, voi mi direte? Nel senso che a parità di mansione le retribuzioni per le donne sono inferiori. Perché? Perché sono part-time non voluto, cioè se vuoi lavorare, no, tu lavori a 6 ore al giorno, a 4 ore al giorno rispetto a un altro uomo. Faccio la stessa mansione di un'altra persona, ma chissà perché ti metto a qualche livello a un livello inferiore. Con la questione che devo seguire i ragazzini a casa perché è così, spesso e volentieri nella contrattazione di secondo livello le donne non hanno lo stesso livello appunto retributivo di premi come i colleghi uomini. E come si può fare questo? Allora, intanto c'è una legge europea e l'Italia deve aderire entro il 2026 alla parità retributiva, ma quella vera, e alla trasparenza, cioè ogni azienda deve poi rendere chiaro le varie buste paga, diciamo, va bene, cioè, ovviamente senza nome e cognome, ma dicendo qual è la differenza retributiva tra un uomo e una donna. Margherita, parentesi. Prego. A noi sembra che forse questo è dovuto perché abbiamo diviso i maschi dalle femmine, gli anziani dalle anziane, i bambini alle bambine. Se noi avessimo parlato di persone invece di sesso, è corretto, forse questa cosa non sarebbe successa, perché do lo stipendio a una persona e lo stipendio a pari lavoro dovrebbe essere uguale. Noi abbiamo diviso ancora, noi siamo il paese delle divisioni. Sì, Prego. perché la legge o i contratti non parlano di uomini, donne, persone binarie o non binarie, assolutamente, parlano di persone. Però inevitabilmente le donne hanno questa caratteristica. Allora, come la posso superare io? Se per esempio ci fossero i congedi parentali pagati ugualmente a uomini e donne, cioè a padri e a madri, allora che resti a casa a seguire un ragazzino ammalato, la madre o il padre, problema zero, giusto? E invece in famiglia, se ho una famiglia, una coppia con un ragazzino, visto che lo stipendio della donna è inferiore a quello dell'uomo, ma perché magari fanno due lavori diversi e necessariamente uno stipendio è più alto dell'altro, conviene che resti a casa quella. Ma anche facendo lo stesso lavoro lo stipendio è diverso. È così. Sentiamo anche cosa ne pensa Mauro Calestrini come uomo, come magari marito, compagno, perché dobbiamo sentir parlare anche gli uomini, perché noi siamo sempre in prima fila. Poi dico, Calestrini, cosa vorrei fare insieme a voi, se siete d'accordo, per le donne, perché siamo sempre noi davanti. Sì, vero? Ma qualche volta sarebbe utile che ci foste anche voi. Prego, Calestrini. Ma sicuramente la parità a livello di salario è una cosa importante da raggiungere. Mi sembra assurdo che siamo ancora nel 2024, ormai 2025, stiamo parlando di queste cose, dovrebbero essere scontate, ma purtroppo non lo sono pienamente d'accordo. Bisogna comunque valutare anche tanti fattori, che purtroppo esistono tipologie di lavori che sono molto più importanti le donne, dove gli uomini hanno meno capacità di poter essere in questi lavori, però la donna ha sempre il problema del fatto di poter rimanere incinta, quindi la maternità rimane ancora oggi un grande problema. Ma sicuramente la parità deve essere qualcosa che deve essere raggiunto, e è assurdo che ancora oggi, come ho già ripetuto, continui così.
Però... Allora, sapesse, faccio la parentesi perché il tempo corre veloce che se è un'ora. Allora, Calestrini, sapesse perché io l'ho invitata? Perché ho un'idea, vediamo se riusciamo, sei come io, sforno le idee, poi vediamo quelle, ma intanto le ciambelle le faccio, poi col buco o senza vedremo, ma le faccio. Cosa ne dice di fare un raduno di uomini per le donne, in ricordo di tutti i femminicidi che ci sono stati e che continueranno ad esserci, perché io sono convinta che è una piaga che difficilmente riusciremo a sconfiggere, Margherita, però ci proviamo, ne parliamo, in attesa che i bambini uomini diventino seri, bravi, belli e dolci. Cerchiamo di capire e far parlare quelli che invece ancora non ascoltano. Cosa dice di fare un raduno voi uomini, visto che siamo sempre noi in prima linea, qualche volta esserci anche voi per ricordare queste donne che non ci sono più a causa di queste mani maschili che le hanno massacrate e uccise? Prego, Calestrini. Guardi, io su questo punto un mio parere è abbastanza singolare, penso, e comunque ci arriviamo dopo. Io penso che fare un raduno del genere è una cosa fattibile. Io ho delle ottime persone come presidenti del Veneto di vari club che lei ha avuto l'occasione di conoscere, ce ne sono diversi che sarebbero in grado di organizzare un evento del genere, io sarò presente di fianco a lei. Per quanto riguarda purtroppo i femminicidi, basta accendere la televisione, è una cosa ormai scontata che ogni giorno avviene un qualcosa di assurdo, ma penso che bisognerebbe un po' approfondire di più dove vengono le colpe, perché quando esistono segnalazioni, esistono problemi tribunali, io penso che oggi una gran colpa di tutto quello che avviene potrebbe essere portata verso i tribunali, dove i tribunali dormono, sono qualche volta assenti, e io ho dei casi in mano dove sto toccando con mano di madri che non fanno vedere i figli per mesi o altre situazioni assurde con violenze psicologiche nei confronti dei padri, e quando i padri vanno a si troviamo davanti a persone che hanno un minimo di follia nella testa, poi accadono queste disgrazie. Ma se i tribunali facessero un attimo più velocemente il lavoro che devono fare, tutelassero i bambini, o le situazioni venissero chiuse in maniera diversa e più veloce, e allontanate le persone pericolose in maniera veramente importante, proprio allontanate, forse la metà di quello che accade non accadrebbe. Abbiamo Gianni da Salzano, poi sentiamo Margherita che non era d'accordo con Calestrini. Vai Gianni. Buongiorno, scusate, volevo fare una domanda a lei alla signora del sindacato. Perché si sta tentando di reintrodurre le dimissioni in bianco per la signora, se per caso resta incinta? Lo chiede al governo. Lo chiede al governo. Vogliono i figli il governo. Esattamente. Vogliono che si facciano più figli. Ha ragione. Poi fanno ste mi scusi, mi sta scarpando anche quello che non devo dire. No, guai, tieni duro. Allora, però, richiesta molto chiara. Sentiamo come risponde Margherita. Grazie Gianni. Allora, finalmente si era riusciti a far cancellare quella ignominia delle dimissioni in bianco, mi pare precedente al governo Renzi o primo governo Renzi, eravamo abbastanza contente, e surrettiziamente questi di nascosto, il governo attuale, sta ipotizzando di riformulare la dimissione in bianco. Quindi io ti assumo e appena tu sei incinta tu mi presenti le dimissioni, cioè me le firmi anticipatamente. Allora, ti assumo e firmi subito le dimissioni. Esattamente, il che vuol dire che è contraddittorio rispetto a quello che dice sempre la Presidente, non il Presidente del Consiglio, che dice che questo governo sta facendo leggi, sta facendo iniziative a favore della famiglia, a favore della maternità. Si contraddicono, ma veramente si contraddicono parecchio, perché se io faccio un ragionamento rispetto a quello che abbiamo detto prima sulla parità retributiva e prendo per esempio la Svezia o la Finlandia, cioè i paesi del nord, loro arrivano ad avere 3 figli per coppia. Mi spiegate come? Perché c'è una condizione di
buona retribuzione, ed è quello che vi ho detto prima, cioè i congedi parentali sono equamente divisi tra uomini e donne, pagati allo stesso modo, e gli uomini sono obbligati a stare a casa con i loro figli, non come qua in Italia dove si possono prendere ma in virtù di una certa cultura che gira, tu papà che prendi i congedi non sei visto benissimo. Adesso un po' meglio di qualche decennio fa. Si chiamavano mammo. Li chiamavano mammo, è un mammo, non è un papà, è un mammo. Non è un papà, è un mammo. Esattamente. È così. Esattamente, e già questa cosa, no? Cioè, diciamo, in qualche modo porta indietro, nel senso che le persone si vedono messe all'angolo, ecco. Rispetto invece a quello che diceva Calestrini, che da una parte io comprendo, è un pezzo di tutto il ragionamento, ma io credo che la violenza, cioè, non può essere ancora colpa delle donne se i tribunali hanno lungaggini burocratiche per l'affidamento dei figli o quant'altro, come dire, siccome c'è la lungaggine, allora può essere che qualche violento poi ecceda e uccida. È sempre colpa della donna. No, non funziona così. Noi dobbiamo obbligare lo Stato a fare, partendo dalle scuole materne, della formazione scolastica sul rispetto. Alle materne, alle elementari fai un'ora alla settimana riguardo al rispetto delle persone, e poi dalle medie in poi fai anche rispetto all'affettività. Margherita, in attesa che questi certo. ragazzi crescano bene, questi bambini, noi dobbiamo capire cosa fare con quelli che non sono cresciuti bene. Allora abbiamo ancora la donna che deve lasciare la casa in fretta e furia dopo essere stata massacrata con i propri figli senza niente, neanche un vestito, deve scappare immediatamente, e la casa rimane al marito che l'ha massacrata, e qua nessuno si muove, ed è un'indecenza. Margherita, è cambiato Mirella. Anche ieri c'era Penelope che diceva è cambiato pochissimo in certi casi, invece non devono essere certi casi. Se l'uomo mi mette le mani addosso, questo uomo deve essere portato in una struttura e non la donna. Sono d'accordo. Ma detto questo, sì, siamo tutti d'accordo, ma non viene fatto, purtroppo è così. Si fanno sempre le strutture per le donne, poi i bambini scappano perché non si ritrovano in queste strutture, e ce li ritroviamo seduti fuori dalla loro casa, perché quella è la loro casa di diritto, e qua qualcuno dovrebbe ascoltare. Però Calestrini, quello che io volevo anche capire, perché ho fatto questa richiesta, Calestrini? Perché abbiamo bisogno di vedervi. Certo. Abbiamo bisogno di vedere che ci siete, che ci proteggete, che sentite il problema, che non parlate solo di moto, di calcio o di tennis o di barca, che parlate di noi, perché non vi sentiamo. Quando vi sentiamo parlate sempre di sport, dell'ultima cosa, ma di noi non parlate. Noi invece parliamo di voi, parliamo del parrucchiere, parliamo quando andiamo a fare la spesa, parliamo a scuola quando andiamo a prendere i figli. Per voi invece noi non ci siamo, non vi sentiamo. Sbaglio? È così, Calestrini? Probabile che la maggioranza dell'essere umano maschile sia come lo definisce lei. Posso essere estremamente d'accordo. L'uomo, come sappiamo, è totalmente diverso dalla donna. L'uomo è molto più semplice e non comprende la donna è un continuo entrare sul suo stesso problema e non smettere mai. L'uomo, diciamo che se ne frega altamente di tutto, gli interessa il fine settimana, il suo hobby, il calcio, soprattutto altre cose, o gli amici, e ha pienamente ragione su questo. La maturità maschile è cambiata tantissimo, probabilmente i veri uomini di una volta non esistono più o sono rimasti pochissimi, l'uomo si è molto indebolito, questo forse è anche una grandissima colpa dell'aumento dell'importanza della donna. L'uomo si è trovato in una situazione dove oggi è più importante la donna dell'uomo in certi casi, però sono tutte quante piccole scappatoie. È vero, bisognerebbe essere più presenti, sono d'accordo con lei. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro! Mirella, vado a scheggia. Allora, per la signora del sindacato che ha ragione da vendere sul discorso delle dimissioni in bianco, io per quello che non so di nessun partito
cioè non posso mi accettare certe cose. Allora, la Consulta ha detto ieri che la legge sull'autonomia non è incostituzionale. Dopo ha detto che così alcuni punti di illegittimità. Illegittimità è una cosa, incostituzionalità è un'altra. Ha detto che questi 7 punti che non va bene deve essere il Parlamento a migliorarli. Questo vuol dire che siccome che la legge non è incostituzionale e affida al Parlamento il compito di migliorarla, ne consegue che molto probabilmente il referendum va a farsi benedire. Il discorso della sussidiarietà non c'entra nulla la sussidiarietà con il discorso delle regioni ricche che aiuta le regioni povere e poverette. Significa, in parole povere, che il livello istituzionale che gestisce meglio quel servizio che viene affidato a quello. Sul discorso qua viene fatto per il discorso di quante materie, anzi meglio, di quante funzioni per materia può essere affidata dallo Stato alle regioni, e le regioni queste funzioni le acquisisce per rendere ancora migliore il servizio al cittadino. Quindi non è un discorso di partito politico, ma solo di funzionamento. Attenzione che la sussidiarietà non vuol dire solo da Roma a Venezia, ma anche da pubblico a privato. Per esempio, un esempio chiaro lo sa Formigoni in Lombardia, che ha detto secondo gli altri il privato gestisce la sanità meglio del pubblico, e ha tutta sanità privata, e si è visto quanto ben che... Grazie Vladimiro, se non riusciamo a rispondere non è proprio così. Adesso sentiamo poi per quanto riguarda il referendum, perché bisogna anche, quando si è davanti alle telecamere, spiegare bene. Allora, benissimo, non è incostituzionale, deve ragionarci, cioè deve metterci le mani il Parlamento, quella è una legge. Allora il referendum, come ogni referendum abrogativo, si basa, cioè deve punta ad abrogare alcuni pezzi di quella legge, o tutta o in parte, e quindi non c'è contraddizione. La miglioreranno, ma non dipende da me, dipende dalla Corte Costituzionale se i quesiti referendari sono accettabili o meno, alla luce di quanto ha appena determinato e alla luce del fatto che si aspetta, cioè voglio dire, decidono che possono essere accettati i nostri referendum, oppure bisogna aspettare che venga modificata la legge. Non lo so. Fatto sta che so già che qualcuno del governo sta ipotizzando anche la finestra nella quale inserire l'election day, per intenderci, per i referendum. Perciò staremo a vedere, ma al momento siamo fermi. Al momento momento si è fermato, questo è quello che bisogna capire, poi si vedrà, ma al momento si è fermato. Allora Calestrini, ritorniamo alla politica. La politica vi intriga, Calestrini, voi vespisti e voi motociclisti? No, assolutamente. La politica non mi interessa, siamo molto lontani dalla politica noi, tutt'altro. La Vespa è totalmente apolitica, non ci interessa. Bravissimo, perché bisogna anche capire, siccome sotto elezioni bisogna stare attenti di non essere strumentalizzati, allora io ci tenevo tantissimo che Calestrini lo dicesse che i vespisti sono un'altra cosa, però è una cosa importante capire che dobbiamo anche noi fare la nostra parte, perché bene o male la politica è quella che regna sovrana e il voto è sacrosanto e bisogna andare a votare, poi ognuno fa le proprie riflessioni, vota chi vuole, però bisogna capire che anche noi dobbiamo fare la nostra parte. In questo momento cos'è che la preoccupa di più Calestrini come uomo, come lavoratore, come padre di famiglia, come vespista? Cosa c'è che vede che avrebbe piacere invece di cambiare? Prego. Sicuramente quello che io vedo che tutte le persone che hanno circa la mia età sono cresciute in un'epoca che erano gli anni 80, 90 e 2000, dove tutti i giorni si aveva un'economia che cresceva, dove tutto era non rose e fiori, però comunque un'Italia che aveva un'economia importante, che ruggiva e galoppava fortissimo insieme a tutta l'Europa.
Oggi i nostri figli stanno crescendo nel senso opposto, dove l'economia è messa male da anni, l'Europa la stiamo vedendo, si sta sgretolando, la Germania, che è il polmone europeo, è messa in una condizione che non si era mai vista, molto preoccupante. Questa forse è la cosa che mi sta preoccupando di più in questo momento. E vedere dei ragazzi che stanno crescendo in un mondo dove tutto davanti a loro si chiude, mentre il nostro si apriva, mi preoccupa pensare come possa essere il futuro di questi ragazzi che fanno fatica a trovare da lavorare, il mondo è talmente cambiato e tutto in fondo ha una luce molto scura. Questo mi preoccupa. Margherita, come commenta? Ha perfettamente ragione. Una volta chi era povero lo era perché non lavorava. Adesso ci sono poveri, si è poveri lavorando, perché o si è in due che si lavora in una famiglia, in una coppia, altrimenti si fa fatica ad arrivare davvero alla fine del mese. Molti italiani vanno alle mense della Caritas perché non riescono a mettere insieme due pasti per la propria famiglia, pur lavorando, ribadisco. Ha ragione, questa cosa è determinata dal fatto che cioè la preoccupazione di Canestrini è determinata dal fatto dell'insicurezza che regna sovrana in questo mondo, dove qua pochi oligarchi, poche persone che sono le persone più ricche del mondo, sono loro che dettano le condizioni alla politica. Perché per me la politica è l'arte, la necessità, l'arte di parlare del bene pubblico, del bene di chiunque. Il partitismo, i partiti sono un'altra cosa, ma la politica dovrebbe essere una delle attività che attengono ognuna di noi. Lei fa politica, Calestrini, perché lei ha un'associazione e ha preso parte, cioè con la sua associazione tutela i vespisti, aiuta i vespisti, però prende parte per esempio alla questione della sicurezza, e quello è prendersi cura delle persone. Quindi lei fa politica in qualche maniera ed è positiva la questione. Allora andiamo a vedere questo raduno Vespe col sindaco Bordin, l'intervista, e vediamo cosa è successo domenica a Montebelluna. Allora, innanzitutto Sindaco, questo momento che lei ha definito insomma storico, i 20 anni del Vespa Club, che cadono però anche in concomitanza con il ricordo di Kevin. Sì, è sicuramente una data molto importante per la nostra città e per il Vespa Club di Montebelluna. Ricordo che conta più di 650 iscritti, quindi uno dei Vespa Club più grandi d'Italia. Grazie al presidente Dino Favero saranno presenti tra poco oltre 1000 Vespe. È un momento sicuramente di festa, ma è anche un momento di riflessione, perché non ci dimenticheremo di certo quello che è accaduto pochi giorni fa, ovvero il giovane Kevin che ha perso la vita in un tragico incidente, quindi siamo qui anche per ricordarlo con il cuore. Abbiamo visto anche dei servizi molto importanti nei telegiornali, nei giornali, hanno dato ampia visibilità. Sentiamo anche il vice sindaco Claudio Borgia. Oggi è una bellissima mattinata qui a Montebelluna, abbiamo accolto 1000 Vespe per il ventennale del Vespa Club di Montebelluna, una giornata come vedete animata con tantissimi cittadini. Ringrazio le tantissime associazioni che anche qui oggi si sono impegnate per lanciare anche un messaggio importante, quello appunto dell'airbag per le moto, che è un tema assolutamente importante di sicurezza. Ringrazio Mirella per essersi impegnata, tutte le mamme, tutti i familiari purtroppo delle vittime. Cerchiamo insieme di far passare questa norma, che è una norma di libertà e soprattutto di civiltà. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Ecco, fare politica vuol dire inserirsi in questo sistema, e praticamente è un sistema che non piace a nessuno, però chi fa politica entra in questo sistema burocratico, vitalizi, come si può dire, privilegi, stipendi da nababbi.
perché a me mi risulta che i nostri cari onorevoli politici sono i più pagati al mondo e viviamo in un paese dove gli operai sono i meno pagati al mondo. Allora io dico una cosa, se fare politica vuol dire entrare in questo sistema, io dico la verità, non voglio nessun politicante, io voglio che la gente sia ragionevole, che sia, come si può dire, disponibile ai problemi che ci sono nel nostro paese, che per quale motivo che le buste paga sono care, per quale motivo che i nostri politici, ripeto, sono i più pagati del mondo e tutto discorrendo. Ma finché noi diciamo che chiunque va a Roma entra in questo sistema, a me non mi va bene e difatti lo vede. Io Mirella, quando avevo 15 anni, andavo a attaccare i manifesti del PC. Ero un attivista, non mi vergogno mica dirlo, ero un attivista del PC. Avevamo delle speranze. Ma adesso chi è che va a attaccare i manifesti? Per la Schneider, per la Meloni? Sono tutti uguali. Sono due facce della stessa medaglia. Praticamente, dico la verità, i giovani, mi dispiace, io ho una certa età, ma i miei giovani neanche li invidio. Cos'è che hanno? Hanno dei simboli. No, non c'è nessun simbolo. Adesso l'unico simbolo che abbiamo è Sinner, il tennis, è il calcio, i nostri campioni del calcio. Ma altre robe non abbiamo in Italia. Abbiamo la speranza solo dello sport, che è una gran bella cosa logicamente. Ma non c'è nessun sistema politico che attrae attenzione per quanto riguarda i nostri giovani. Non c'è nessuno, anzi dico la verità, è un bel zibaldone che c'è a Roma e in tutta Italia. Buongiorno e grazie. Allora invece a qualcuno interessa, sono questi genitori che hanno perso i figli, che fanno politica, perché bisogna arrivare in politica per salvare la vita di queste figlie. Andiamo a sentire appunto Andrea Dan, che porterà queste firme a livello europeo, porterà queste firme, come l'ha detto, per far capire l'importanza della politica deve dare delle risposte, visto che abbiamo la possibilità. Andiamo a sentire Andrea Dan. Andrea Dan, presidente Associazione Emanuela Sicurezza Stradale, affiancata da varie associazioni, tra cui l'associazione Jessica e Sara, associazioni familiari vittime della strada, varie associazioni, vari club dei vespisti e con vari gazebo. Oggi si inizierà la raccolta firme per dare obbligo all'airbag per i motociclisti. È una battaglia che sto portando avanti da anni. Ringrazio tutta questa organizzazione, tutte le associazioni, abbracciamoci anche tutte le associazioni. Poi queste firme verranno consegnate a mano direttamente alla Presidente europea, la professoressa dottoressa Ursula von der Leyen. Allora sentiamo allora Calestrini come ci saluta, ecco, e cosa veramente vuole dire anche come uomo per ricordare il 25 novembre ci sarà questa giornata, perché io voglio sentire anche gli uomini parlare degli altri uomini. Ecco, sarete voi che dovrete fermare questi uomini con i vostri figli, educando, cercando di parlare di più, e quando vedete qualcosa che non va, non come quel signore che ha detto io avevo sentito queste urla ma ho chiamato le forze dell'ordine, lui doveva scendere, se fosse stata una donna questa donna sarebbe scesa e sarebbe intervenuta. Ecco, questo fa male sentire, perché dovete intervenire. Prego Calestrini. Io tanto vi ringrazio e saluto tutti quanti, ma il tema della donna va assolutamente approfondito, vanno portate avanti le iniziative, vanno tutelate e protette, le donne non si toccano neanche con un fiore. Quindi siamo qua per stare vicino a loro e sono d'accordo, bisogna intervenire quando ce n'è bisogno. Non è che dobbiamo aspettare le forze dell'ordine, bisogna tirare fuori i cosiddetti e intervenire. Grazie veramente a Mauro Calestrini, presidente Vespa World Club, Vespa Club Mondiale, grazie, è stato con noi. Sentiamo come ci saluta Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive CGIL Veneto, prego. Allora, intanto grazie al dottor Calestrini, perché
ha fatto una chiusa veramente interessante. Per il 25 novembre in giro per l'Italia, in giro per il Veneto ci saranno tantissime iniziative e mi auguro che vengano partecipate anche dagli uomini. Più uomini ci sono, più se ne rendono conto, e vi garantisco che parecchi uomini se ne stanno rendendo conto che il problema è più loro che non nostro. Quindi è necessario battere la gran cassa, come dice Mirella, insistere, voler vedere, non solo vederli, ma che partecipino in maniera attiva gli uomini, e quindi cambierà la mentalità. Finisco dicendo, voi sapete che esiste un numero verde che è il 1522, per cui una donna, qualcuno che sente, che ha paura, che crede di essere vittima di violenza può telefonare. Dopo il delitto Cecchettin di un anno fa, il 1522 ha avuto un'impennata di telefonate, anche di ragazze giovani, che avevano bisogno di essere confortate. Vi faccio l'esempio. Se, diceva una ragazzina, ma se il mio ragazzo, il mio compagno, giovane tra l'altro, molto giovane, mi geolocalizza, vuol dire che è geloso e quindi mi vuole bene? Ecco, io finisco, vi saluto con questa. La gelosia è il termine per stabilire se una persona vuole bene a un'altra persona, è lì che è sbagliato, è da lì che nasce il tutto. Quindi educazione al rispetto e compartecipazione degli uomini. Grazie. Anche questa mattina abbiamo fatto un passo in avanti con gli uomini, con le persone, giusto. Perciò speriamo bene. E cosa devo dirvi? In bocca al lupo, però adesso salutiamo gli ospiti, grazie, stati con noi, pubblicità. Avete visto che macchine bellissime, che adrenalina si prova a guidare una macchina così? Indovinate che abbiamo ospiti due ragazzi giovani che ho conosciuto a Montebelluna. Prego, presentati. Buongiorno, io sono Davide Severino, uno dei due fondatori del gruppo Cobra Crew, il gruppo che insomma organizza gli eventi che avete visto i video in sovrappressione prima, ecco. Io invece sono Dal Bianco Marco e insieme a Davide appunto abbiamo iniziato a creare questo gruppo con cui organizziamo questi eventi riguardanti l'aspetto automotive con auto e moto di ragazzi che ci dedicano molto tempo e molta passione. Allora salutiamo anche l'avvocato Marco Cagliandro, docente diritto del terzo settore. Grazie avvocato Cagliandro di essere qui, tante domande anche a lei, questo terzo settore che dobbiamo anche capire dove si andrà a parare col terzo settore e cos'è, perché siamo un grande minestrone, adesso ci spiegherà anche il diritto del terzo settore. Però vorrei arrivare prima a questi ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere
per capire cosa c'è che non va, ragazzi. Si corre troppo, si guida male, non si sa guidare, come abbiamo sentito l'esperto Gigi Pirollo che fa guida sicura con l'ACI, e questo fa molto male. E soprattutto questa adrenalina che voi dovete assolutamente provare, perché è l'età e non c'è niente da fare, però bisogna non superare l'asticella. Se sai che se superi questa asticella metti in pericolo non solo la tua vita, ma la vita anche degli altri, la vita di famiglie intere, questo non va bene. Ecco, che messaggio volete dare questa mattina? Sì, la grande macchina, bellissima, però attenzione alla velocità e non alla distrazione. Prego. Chiaramente noi comunque nei nostri raduni, nei nostri eventi, quando la gente va via, ci raccomandiamo sempre di guidare con prudenza, di non fare insomma cavolate, ecco. Perché sì, sappiamo quello che passa per la testa dei ragazzi, essendo ragazzi anche noi, ecco, appunto. E quindi sì, sicuramente fa male a volte trovarsi anche nel peggiore dei casi a funerali di ragazzi che conoscevi che purtroppo non ce l'hanno fatta o comunque hanno subito incidenti anche non per forza a cause loro, ma anche a causa di gente esterna che ahimè non sa guidare. Però Marco, e anche lo dico anche a Davide, a mio avviso passate troppo il cerino alla strada, a qualcun altro che non sa guidare, ma non è che forse avete alzato troppo l'asticella su quella che è la velocità? Cioè questa velocità, questa segnaletica, abbiamo visto anche cosa è successo con questi autovelox, ma se tu esci da casa non è che puoi farti le tue regole, tu devi rispettare le regole, perché se rispetti te stesso rispetti anche gli altri, ma se ognuno esce da casa e si fa per le proprie regole, guarda che macchina, abbiamo sentito quel ragazzo che ha ucciso la mamma con questa bambina, con questa macchina straordinaria, poi dobbiamo anche parlarne di queste cose. Ecco, secondo voi noi dobbiamo colpire quei ragazzi, perché quelli bravi li conosciamo, ma dobbiamo parlare a quelli che pensano di avere tutti in pugno, di fare quello che vogliono, chi se ne frega, ho ammazzato lei, non sono mica morto io. Ecco, questa superficialità anche di parlare della parola morte, di sapere, ecco, il valore che tu hai tolto a una vita. Non vi sembra che forse dovete essere voi a parlare di più a queste persone, a questi ragazzi, naturalmente senza dire che non ci si può divertire, anche nella bellezza di una macchina splendida, però con le cautele. Prego Marco, poi sentiamo. Allora diciamo, ovviamente noi in primis siamo a dire, a trasmettere il messaggio di quando si è in strada rispettare le norme, guidare con prudenza, stare attenti, perché comunque nella strada non ci siamo solo noi, ma c'è tutta la gente, passanti, gente a piedi, le altre persone in macchina o moto che siano, e quindi noi in primis cerchiamo di trasmettere il messaggio della prudenza. Poi ovviamente il divertimento c'è, nel nostro caso possiamo andare a divertirci tranquillamente in pista. Noi in Italia abbiamo moltissime piste anche molto belle, molto valide. Che non vediamo mai. Esatto, che non vengono mai messe in mostra in giro da appassionati comunque, e infatti anche per quello l'idea nostra è comunque riuscire a portare il maggior numero di persone anche all'interno delle varie piste, in modo da poterli far sfogare, tra virgolette, all'interno di posti sicuri, controllati e senza mettere a rischio, a repentaglio altre persone. Tu cosa dici Davide? Ecco, la strada non è una pista, se vuoi correre devi andare in pista, non in strada. Tu non puoi dire adesso lancio la macchina a tutta velocità, specialmente a ore tarde. Io non ho mai visto un diversamente giovane alle 3 alle 4 della mattina che corre a velocità sfrenata e poi sbatte contro un albero. Cioè, capite che siete voi che siete nella strada e dovete avere rispetto, anche se quando guidate questa macchina, anche se non avete bevuto, è la velocità, la distrazione. Prego. Sì, sicuramente noi comunque sento tante volte anche durante gli eventi, insomma, che andiamo a parlare con le persone, che comunichiamo, insomma, tra di noi, sento tante volte appunto che tra virgolette ci si insulta anche tra di noi, no? Cioè, perché fai questo, perché fai quello, piuttosto vai in pista, cioè comunque c'è una presa di coscienza, possiamo metterla così, anche appunto tra i ragazzi. Sicuramente non è uno spingersi a vicenda a fare
infrangere le regole, insomma, cose così. È piuttosto un guarda, evita, vai in pista. Evita, va in pista. Allora, avvocato Caliandro, no, abbiamo parlato di norme, adesso parliamo appunto del diritto del terzo settore, perché adesso andiamo a scuola e impariamo. Cosa ci dice avvocato Caliandro di quello che non sappiamo, perché veramente c'è una confusione incredibile, una burocrazia che sta uccidendo anche il volontariato. Prego, avvocato Caliandro. Buongiorno a tutti, mi sentite? Intanto, sì, bene. Perché ho qualche problema di audio, grazie. Grazie Mirella per avermi ospitato anche in questa occasione e con molto piacere intervengo. Beh, insomma, ci sono un po' di novità importanti proprio di quest'estate, per la quale abbiamo avuto una novità normativa, un po' di semplificazioni, le chiamano così, per quanto riguardano gli obblighi che erano previsti dalla riforma del terzo settore, e quindi stiamo viaggiando ormai verso l'approvazione quasi completa della riforma. A breve ci sono state introdotte delle semplificazioni contabili, quindi non si deve più fare i bilanci complessi per gli enti di piccola dimensione. Ci sono delle novità importanti sul registro unico e sulle agevolazioni. Ci sono anche dei punti molto critici, tra cui uno che avete sentito molto spesso discutere a livello nazionale, per quanto riguarda ad esempio le società che ricevono contributi pubblici sopra i 100.000 euro, no? C'è questa norma che pare applicarsi anche al terzo settore, per la quale se si assumono contributi pubblici superiori ai 100.000 euro ci vuole all'interno del consiglio direttivo dell'associazione un organo di controllo con un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico presente. Ovvio che 100.000 euro sono anche pochetti rispetto a certi enti pubblici, certi enti del terzo settore che hanno appunto contributi pubblici, e questa è una fase molto delicata in discussione, insomma. Molto chiaro. Ragazzi, sapete cos'è il terzo settore voi? Sì. Allora sentiamo avvocato come rispondono questi ragazzi. È giusto ascoltare anche loro, perché sempre gli addetti di lavoro, ma anche loro non sanno, no, conoscono, e interroghiamoli. Prego, parti tu. Parto io? Sì, parti. Allora, da quanto ci stiamo informando noi, il terzo settore riguarda un po' tutto quello che si tratta in fatto di associazioni, in fatto di associazioni a scopo benefico, associazioni a scopo di lucro, cose così. Quindi sì, è più quel settore che va anche a interagire con coloro che creano eventi anche per beneficenza, raccolte firme e tutto quello che riguarda anche, diciamo, la sicurezza in generale, diciamo. Avvocato, come hanno risposto? Dai, facciamo un 18, va bene? No, per amore di Dio, bravi ragazzi, fanno bene a fare le loro iniziative anche con la passione che li contraddistingue, se poi alla fine anche il fine sociale è quello di mettere insieme le persone e trovare occasioni di trascorrere insieme del tempo, dedicare passione. Non è solo, diciamo, ormai l'aspetto sociale. Nel terzo settore con la nuova riforma è stato ricondotto un po' tutto quello che è l'aspetto anche culturale e lo dico anche sportivo. Esistono le associazioni delle associazioni sportive dilettantistiche che sono diventate degli enti del terzo settore, quindi anche lo sport è entrato a pieno titolo tra le attività socialmente rilevanti. Prima sentivo gli interventi precedenti in merito alla sussidiarietà. Il terzo settore non è né più né meno che l'applicazione organizzata della sussidiarietà cosiddetta orizzontale, cioè la comunità che si aiuta, che crea occasioni di incontro e di sviluppo sociale e culturale. Allora andiamo a vedere anche il secondo video che hanno portato questi ragazzi, Davide Severini e Marco Dal Bianco, e poi lo commentiamo. Ecco, sono foto, vediamo le foto così le commentiamo. Ecco qui cosa stiamo vedendo. Chi risponde, Marco? Rispondo io. Allora, questa è una Fiat, sono macchine comunque, diciamo, con delle preparazioni prevalentemente estetiche, fatte per scenografia, possiamo dire. Macchine che comunque la maggior parte vengono importate dalla Germania, in modo da poter avere per legge tutto omologato, tutto riportato al libretto come lo Stato italiano richiede. Oppure macchine anche importate da altri paesi, che può essere anche l'America o paesi esteri,
in modo che comunque siano conformi alle norme di legge e tutto quanto. Sono macchine appunto preparate per l'estetica, perché noi ci siamo concentrati fino ad ora per eventi fermi, in cui tutti quanti i mezzi, macchine o moto che siano, devono stare fermi, parcheggiati con i motori spenti. E sì, cioè sono macchine prevalentemente per fare spettacolo, per essere viste, belle da vedere. I ragazzi cosa dicono? Perché voi vi rivolgete più che altro a una gioventù, quella che è veramente molto attenta all'estetica, o sbaglio? Sì. Vai? Sì, sicuramente diciamo che c'è anche la cura del minimo dettaglio, soprattutto nelle macchine. Diciamo che dopo, per un appassionato di macchine, il proprio mezzo, ma anche per la moto, diventa quasi un'ossessione, no? Quindi c'è la cura della pulizia, la cura del minimo dettaglio. Se c'è una sbavatura nella verniciatura si va a sistemare, si cerca sempre una passione di... maniacale, sì, quasi potremmo dire così, ecco. Si cerca sempre di essere il più particolare possibile, cioè di differenziarsi dalla massa anche con i propri mezzi. Quindi c'è magari chi fa un colore della macchina un po' più diverso dagli altri, chi fa magari una grafica, chi appunto, come abbiamo visto, c'è una squadra che ci lavora attorno? Sicuramente ci sono meccanici e preparatori, ma c'è anche chi si fa i lavori a casa. Molte persone si mettono a disposizione loro stesse per fare i lavori sulle proprie macchine e magari le macchine degli amici. Diciamo, tutte le macchine che girano all'interno dei nostri eventi sono macchine molto curate, sia dal lato ovviamente estetico. Cosa può costare una macchina di queste? Il prezzo è molto variabile in realtà, perché passiamo da macchine utilitarie normalissime, che può essere anche una Fiat 500 che viene rifatto il colore e altre 2 o 3 cose. Quindi il prezzo comunque si parla di 20.000-30.000 euro totali, compreso di lavoro. Passiamo anche a macchine come supercar che vengono rifatte e qui il prezzo è molto ma molto più alto. È un po' dire un prezzo in realtà sarebbe un po' molto generico. Conforme alla macchina. Esatto. È quello che vuoi fare alla macchina, dove vuoi arrivare in base anche al portafoglio di quello che hai, perché dobbiamo vedere anche che portafoglio che hai, perché magari le voglie sarebbero tante, ma il portafoglio piange purtroppo, specialmente in questi periodi. Allora, Avvocato Caliandro, quello che noi vogliamo anche capire è questa burocrazia. Lei ha detto, ecco, si stanno facendo dei passi in avanti, io le posso assicurare che anche mercoledì ci siamo messi le mani nei capelli per cercare di caricare, ricaricare prodotti, famiglie, nomi. Ma si leggeranno veramente queste carte, ecco, Avvocato Caliandro, o saranno solo un lavoro che abbiamo fatto, poi magari qualcuno pescherà a caso e vedrà controllato e tutto il resto è noia? No, perché veramente, guardi, una cosa pazzesca, lo dico sempre davanti alle telecamere, cioè c'è una burocrazia che veramente ci sta attanagliando. Noi dobbiamo girare col commercialista, con l'avvocato, ma le sembra una cosa normale nel mondo del volontariato? Lei sorride, mi viene da piangere, avvocato, perché purtroppo funziona così. Prego. No, capisco. Diciamo che ho avuto modo di dirlo anche in altre occasioni, se siamo qui è perché qualcuno ha fatto il furbo prima e magari ha usato il volontariato del terzo settore non eticamente. Questo ha provocato degli effetti sui contributi pubblici, sulla fiducia delle persone che si sono affidate a delle associazioni pensando di fare qualcosa di positivo e in realtà questi soldi, questi fondi venivano distratti, utilizzati male, o queste associazioni erano gestite ancora peggio da persone di dubbia fama. E qui invece diciamo che la riforma ha questo pregio, dice vabbè ragazzi, cerchiamo di formalizzare qualcosina, però rendiamo pubblico, rendiamo disponibile a tutti le informazioni che voi avete, rendetevi trasparenti, fate vedere i vostri amministratori, chi sono le persone che lavorano per voi, come sono i vostri bilanci e vedrete che in qualche maniera riusciremo a capire chi gestisce bene questi enti del terzo settore e chi invece li gestisce male. Poi questo ovviamente provoca degli incombenti, ci vuole un po' di manualità, bisogna mettersi lì a capire come funzionano certi sistemi elettronici.
Vabbè, è un piccolo prezzo, ahimè, che dobbiamo pagare. È chiaro che però si sommano anche a tutti gli altri livelli burocratici, perché poi noi adesso abbiamo parlato di registrazione nel registro unico nazionale del terzo settore di alcuni dati, ma dobbiamo pensare a come si svolge la contabilità di un ente del terzo settore, come si fanno le convenzioni, e occorre una classe dirigente del terzo settore preparata, informata, che cominci a mettere mano a determinate situazioni e impari. Il volontariato organizzato, e chiudo, sta cercando di darsi da fare in questo senso. C'è la scuola, l'università del volontariato qui a Treviso che sta pian piano formando alcuni quadri, ci sono dei corsi specifici che organizzano il centro dei servizi del volontariato piuttosto che i coordinamenti territoriali, a cui io invito sempre i volontari e i dirigenti a partecipare. Poi qui stiamo parlando di volontariato, ma il terzo settore è anche impresa sociale, su cui potremo dire moltissimo. Cosa ne pensate di quello che avete sentito? Chiedo anche a Davide Severi e poi a Marco Del Bianco, ecco, di questo terzo settore che in parte dovrebbe occuparsi di più dei diritti della persona, dei servizi alla persona, perché noi sentiamo parlare di obblighi, devi formarti, devi essere preparato, ma il volontariato è nato in un'altra maniera. Il volontariato, quello puro, è un volontariato di prima linea e penso che in tanti anni non siano successo cose gravi. Perché dobbiamo formare il volontariato, secondo voi ragazzi? È giusto oppure il volontariato dovrebbe essere libero o con pochi paletti? Cosa ne pensate? Sentiamo. Allora, sicuramente della formazione va fatta. Nel senso che, come per tutte le cose, per fare le cose fatte bene bisogna che ci sia, insomma, qualcuno che ti spieghi come fare queste cose, ecco. Dopo, se con formazione si intende ti dico che devi fare così, quindi devi fare così, quello secondo me non è più formazione, ma diventa un obbligare le persone a fare le cose in un determinato modo. Secondo me deve esserci comunque una libertà di espressione, una libertà di voler fare le cose un po' come si vuole, certamente dentro dei limiti, perché sennò sì, non è più volontariato, diventa anarchia, ecco. Marco? Diciamo che fare volontariato sì, ci devono essere dei limiti, però questi limiti, diciamo, devono essere un po' labili, ossia devono essere limiti un po' larghi, come in modo che la gente che proprio fa volontariato abbia la possibilità di rientrarci senza dover ricorrere a misure troppo particolari, a dover ricorrere a mansioni anche strane, mi viene da dire. Quindi comunque c'è bisogno di un certo che quando si va a incorrere nel volontariato. Ovviamente i paletti serviranno sempre anche per evitare di commettere errori e mettere in pericolo chi sta facendo quell'azione da volontario. Perché secondo te, Marco Del Bianco, tante associazioni, quasi tutte, hanno carenza di ragazzi giovani nel mondo del volontariato? Cos'è che non vi intriga? Qualcosa si vede vicino agli animali, all'ambiente, ma tutto il resto è noia. Abbiamo volontari tutti diversamente giovani, ma voi non ci siete. Come mai? Non siete intrigati? Cosa c'è che non... Perché se poi veniamo a prendervi per mano, come ho fatto io domenica, che vi ho preso per mano, poi ci siete, poi venite, ma bisogna sempre prendervi per mano. Come mai, Marco? Allora, secondo me, io parlo da ragazzo giovane, diciamo che molte cose che vengono fatte come volontariato, a noi ragazzi non arriva il messaggio del fare del bene per quella cosa. Quindi molti pensano che sia una cosa inutile, superflua, che non serve e quindi viene un po' accantonata, messa in disparte e non viene considerata nemmeno. Poi ovviamente ci sono ragazzi che invece non gli interessa, non se ne frega un po' di queste cose e lì purtroppo però. Davide? Condivido quello che ha detto Marco, nel senso certe volte il volontariato che ci viene richiesto non è una cosa che, tra virgolette, ci interessa, se si può mettere così, ecco, insomma.
altre volte invece è una cosa che magari ci riguarda in primo piano, quindi ci prende in pieno, ci prende dentro, quindi sì, insomma. Però fate fatica ad avvicinarvi al mondo del volontariato. Sicuramente sì, dopo c'è chi magari è più portato di altri. Allora, Avvocato Cagliandro, come commenta queste parole a cuore aperto di questi ragazzi? Avete sentito, siamo molto lontani, se non li andiamo a prendere loro non arriveranno mai, bisogna andarli a prendere, fargli provare, intrigarli, poi ci sarà qualcosa che gli interesserà su quello che toccano, però dobbiamo farli diventare protagonisti. Cosa dice Avvocato Cagliandro? Sì, certamente, allora, intanto c'è un problema di comunicazione e serve ovviamente raggiungere le fasce giovani della popolazione, però io faccio parte di tante associazioni di cui ho avuto modo di conoscere, tante associazioni in cui l'aspetto giovanile è molto ben rappresentato, però appunto dipende che tipo di volontariato. Per dirvi, nell'ambito delle pubbliche assistenze, nei servizi di ambulanza e così di questo genere, la componente giovane è molto presente. C'è anche un fattore che è sociale, dobbiamo metterlo in conto. I ragazzi che abbiamo qui in studio sono dei ragazzi particolari, nel senso che sono legati al territorio, si sono già organizzati per fare qualcosa, trasformando la loro passione in un evento che coinvolge altre persone. Quindi già stanno facendo una forma, se vogliamo, di volontariato culturale, di tempo libero, di cura del tempo libero. Poi però ci sono tanti ragazzi giovani che per ovvi motivi si disarticolano dal territorio, devono andare a lavorare a Milano, a Padova, a Roma o all'estero, vanno via. Ci sono 300.000 giovani che vanno via. La Fondazione Nord-Est ha proprio sancito questo numero in alcuni studi molto interessanti a vedere, vanno via dai nostri paesi, si laureano e fanno la loro carriera da altre parti. E quindi non hanno il tempo libero o comunque radicamento territoriale per poi dedicarsi a quello che è anche il volontariato o una parte del proprio tempo dedicato. Ma non dovrebbe essere, Avvocato Cagliandro, che il volontariato dovrebbe entrare nell'educazione civica? Invece di farla a scuola dobbiamo fargliela fare dove ci sono le associazioni di volontariato che operano e forse li intrigheremo di più. Io sono convinta, non so se sbaglio, che la lezioncina in classe vi ha un po' annoiato oppure sta annoiando, servirà, per carità, infatti loro mi darono ragione, vedi Avvocato che io so come la pensano perché parlo con loro, sta lezioncina in classe, se riesci a intrigarne 3 te ha un successo enorme, tutti gli anni, Avvocato, guardi che parlo con purtroppo sa Avvocato, io parlo perché vedo, sento e ci sono, tanto è vero che ho dovuto sedermi in mezzo a loro per prendere l'attenzione e non seduta sulla cattedra, sennò ciao, chissà chi mi avrebbe ascoltato. Sbaglio o è vero? No, è vero. È vero? Sì, giustissimo. Ecco qua, vede Avvocato, quante cose dovremmo fare invece di fare tanta burocrazia e tanta formazione. Cominciamo a formarli con l'educazione civica all'interno delle associazioni di volontariato che mancano questi ragazzi, forse ne avremo molto di più. Prego Avvocato. Seguo con molta positività il commento che è stato fatto perché effettivamente è vero. Il volontariato è anche una scuola di formazione civica, è chiaro che non si fa quei corsi per spiegare come si fa la contabilità di un'associazione, il coinvolgimento del volontario, si fa con iniziative che devono essere anche chiare e coinvolgenti e ci vuole sensibilizzazione. E sono sicuro che insomma, i giovani hanno tante cose da mettere sul campo e tanti valori da portare avanti. Certo, vanno coinvolti, sì, però chiedo anche quanti dirigenti di associazione sono disponibili a coinvolgere giovani nel percorso associativo? Guardi, mi dispiace Avvocato Cagliandro, ma non ci sto, perché noi mandiamo, noi associazioni che non siamo mai invitate a questi tavoli di concertazione perché ci sono sempre i soliti noti, e qua lo diciamo, noi mandiamo la letterina dove abbiamo bisogno dei ragazzi, minimamente veniamo ascoltati, non ci arriva nessuno. Poi c'è sempre qualcuno al quale arriva invece più di qualche ragazzo. Capisci che la bilancia non pesa nella ugual misura, Avvocato Cagliandro? Qui dobbiamo iniziare a parlare di queste cose, perché non devono essere sempre i soliti fortunati ad avere la visibilità e quello che serve, perché faccio parte della parte politica, perché economicamente sono più strutturato. No,
non ci sto, avvocato Caliandro, dobbiamo essere sulla stessa bilancia, perché si chiama volontariato, non si chiama cooperativa, si chiama volontariato, che è un'altra cosa. Tanto è vero che in regione una volta anni fa mi sono alzata e volevo uscire perché non si parlava di volontariato, si parlava di soldi. Ho detto forse ho sbagliato ufficio, devo andare da un'altra parte. Capisce che, come ha detto lei, c'è qualcosa che non torna e questi ragazzi lo sentono, avvocato, lo sentono e se ne stanno lontani, vanno su una bella macchina, se la dipingono, ma almeno faccio qualcosa che mi interessa. Sbaglio? È così, Davide? Beh, sicuramente io mi sento alcune volte non rappresentato, ecco. Mettiamola così. Il mondo dei raduni è bello perché hai una cosa che ti rappresenta, che è il tuo mezzo. Te lo fai come vuoi te, te lo dipingi come vuoi te lo elabori come vuoi te. Intrigo i ragazzi perché mi guardano. Certamente. E quindi sì, diciamo che il mondo dei raduni è anche una sorta di rappresentazione del tuo io, del tuo essere, ecco. Sentiamo Marco? Diciamo che di sicuro all'interno del mondo dei raduni è un modo anche maggiore, con maggiore visibilità, per raggiungere anche più persone, perché ovviamente anche una macchina che viene preparata esteticamente e la si vede passare in strada attira lo sguardo. Diciamo, nel mondo del volontariato magari manca proprio questo, ossia qualcosa che arrivi ai giovani, un messaggio, qualsiasi cosa che gli possa attirare per poterli incentivare anche ad entrare e iniziare a fare del volontariato. Avvocato Caliandro. Sì, ma condivido, cioè, non stiamo dicendo due cose diverse. Come ha ben detto lei, ci sono problemi endemici, storici, che conosciamo noi, che siamo facciamo parte di queste associazioni, di queste organizzazioni, al di là della professione, sono volontari. Senta, avvocato Caliandro, devo fare questa domanda perché il tempo corre veloce. Adesso che non ci sarà più il socio nelle ASL, ma verrà demandato ai comuni che sono in stato confusionale, pensi noi, ecco, non è che avremo poi il re, la regina e i principini che se la fanno e se la godono, visto che arriveranno anche tanti soldi, tutto il resto sarà noia? Allora, stiamo parlando degli ambiti più che dei comuni, quindi ci sarà questa nuova organizzazione organizzata per ambiti, quindi più comuni messi insieme sotto la direzione ovviamente dell'ASL, ma che non gestirà più direttamente il servizio, ma sarà gestito tramite questi ambiti. Tanti soldi speriamo che arrivino intanto, perché comunque vuol dire che c'è una maggiore attenzione verso il sociale e serviranno sicuramente per fare progetti per lenire tutte quelle difficoltà che nella nostra attuale situazione ci sono, anche se non sono sempre visibili, ma sono evidenti. Dopodiché è una questione di come si gestiranno quelle risorse, quanto conterà la politica, quanto conterà la concertazione, perché il volontariato deve farsi parte concertante, deve essere in grado di parlare, di far valere i propri principi, quelli che lei ha detto prima, i propri valori, e far sì che quei fondi siano destinati a progetti concretamente realizzabili e non che vadano a alimentare altre situazioni. Fermo, avvocato, fermo. Ma se io presento un progetto, ma se non sono nel posto giusto, con le persone giuste, nel percorso politico giusto, il mio progetto va nel cestino, va messo sotto e ciao il tuo progetto. È successo così anche per i fondi del PNRR, progetti meravigliosi che riguardavano addirittura scuole e asili che sono stati presi in considerazione. Capisci che i ragazzi sono stanchi di sentire queste cose, che va avanti sempre il solito noto, quello più politicamente preparato, forte, e tutto il resto non va avanti? O sbaglio, ragazzi? Vi arriva questo messaggio o arriva solo alla Mirella? No, anche a noi, penso di parlare a nome di tutti e due, arriva con il messaggio proprio come l'hai descritto. Abbiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana, veloce. Veloce, un momento solo perché sono anche un po' afona. Senti Mirella, il volontariato per i ragazzi non lo fanno volentieri i ragazzi di volontariato, ce ne sono onorari quelli del volontariato. Bisognerebbe ripristinare la cosa, il militare, ripristinare, allora così imparano anche a fare qualcosa.
Hai visto le loro facce? Li avete inquadrati? O servizio civile, che allora perché fanno qualcosa di Grazie Adriana, sei stata chiarissima. Militare ragazzi, militare sì, militare no, per fare volontariato e capire i valori, cosa dici Davide? Penso che ci siano molti altri modi per far capire i valori del territorio e della propria nazione a una persona. Obbligare un ragazzo insomma ad andare a fare militare forse una volta era più fattibile. Al giorno d'oggi vedo che molti ragazzi, ad esempio della mia età anche, lavorano già come Marco, io ad esempio studio ancora. Quindi sì, non lo so, cioè obbligare un ragazzo a lasciare il proprio posto di lavoro per andare a fare del volontariato, insomma, della leva, insomma, non so quanto sia... Marco, che lavoro fai? Io sono meccanico moto. Ecco, visto che i ragazzi non sanno fare niente, invece loro sono intrigati dalla meccanica. Qualcuno lo vuole capire o no? Visto che dico, non ci sono meccanici. Questa passione da dove? Veloce Marco, perché devo correre. Allora, io in realtà la passione è arrivata da quando avevo 16 anni, dalla prima moto che ho preso e da lì è nato tutto. No, 8 anni, a 16? No, 16 anni. Avete capito? E questa passione la conservi, continui, come ti trovi nel lavoro? Cosa vorresti chiedere magari all'avvocato Caliandro? Cosa c'è che non va? Allora, conservarla la conservo perché comunque il lavoro che faccio mi piace e mi dà gioie, mi dà soddisfazioni, perché vedere le moto che porto avanti, finite, tutto quanto, mi dà una notevole soddisfazione. Diciamo... come... Stipendio? Discutibile. Fermo, perché devo concludere. Avvocato Caliandro, cosa dice a questi ragazzi? Prego. Intanto io sono un bikers, quindi nel tempo libero magari mi servirà anche l'opera di uno dei due, perché è importante anche questo aspetto. La metterò in contatto, allora sì ragazzi, me lo consento, la metterò in contatto. Prego avvocato. Molto volentieri, però per il resto io colgo come sempre da parte dei giovani in realtà una visione molto più bella, positiva di quella che è l'immagine esterna. Premetto che io ho fatto il servizio militare perché nei miei anni era obbligatorio, ma non è quello che mi ha stimolato a fare volontariato, lo facevo prima. È stato mio papà, mia mamma, è stata la comunità in cui ero inserito, è stato il vivere insieme in un territorio, insieme ad altre persone, quindi l'educazione civica prima di tutto si fa nella comunità in cui si vive e nelle famiglie in cui si vive. Dopodiché capisco anche che sono cambiati i tempi e di conseguenza è improponibile anche questo modello. Io credo che i ragazzi di oggi sono eccezionali, hanno un sacco di caratteristiche positive, dobbiamo solo catturarli e coinvolgerli. Su questo ci dobbiamo fare delle domande, lo hanno detto loro stessi credo oggi, e quindi cogliamo questi loro stimoli. Coinvolgiamoli, intrighiamoli. Ad esempio, se la Mirella vi chiedesse di venire a fare volontariato al Banco Solidario o alle Orti Sociali, voi come rispondereste alla Mirella? Certamente, nessun problema. Avete capito che ci sono, basta solo andarli a prendere come ho fatto io domenica a Montebelluna. Poi se sarà rose fioriranno, vedremo, sempre però con la passione delle macchine e della meccanica. Grazie all'avvocato Marco Caliandro, docente di diritto del terzo settore, grazie a Davide Severin, grazie veramente anche a Marco Dal Bianco per essere stati con noi, grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Maccheroni al pomodoro crudo. A detta di molti esperti, non esiste farmaco efficace contro i radicali liberi come lo è il pomodoro. Ingredienti per 4 persone: 320 g di maccheroni, 200 g di pomodorini ciliegia, uno spicchio di aglio, un ciuffo di basilico, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tritate l'aglio. Tagliate a metà o in quarti i pomodorini.
spezzettate le foglie di basilico, raccogliete tutto in una zuppiera e condite con l'aglio tritato, l'olio, il sale e il pepe. Cuocete i maccheroni in una pentola con abbondante acqua bollente salata e scolateli al dente. Versateli nella zuppiera con il condimento. Mescolate . Servite e buon appetito!